uno sterrega accelera, sulle finestre bacelera, con un fazzoletto in mano. Fazzoletto in mano le si asciugava gli occhi vedere ste giovinotti vederli andare a soldare. Vederli andare soldato vederli andare in guerra vederli cascare per terra con una ferita al cuore. Con una ferita al cuore e con una ferita al fianco non posso farti manco di piangere e sospirare. La vita di un soldato l'è una vita santa il magna, il beve, il canta pensieri in olghena. Pensieri in uno l'è quel dell'amore, l'uccellino su per la rama. Il salta il balla la rilaila, il salta il balla la rilaila, che l'uccellino su per la rama. Il salta il balla la rilaila per fare l'amore, dimmi poi biondina come vai, ai ai, che l'uccellino la rilaila, che l'uccellino la rilaila, dimmi poi biondina come vai, ai ai, che l'uccellino la rilaila per fare l'amore. L'uccellino la sopra al forno, lo salta intorno la rilaila, lo salta intorno la rilaila, che l'uccellino la sopra al forno, lo salta intorno la rilaila per fare l'amore, dimmi poi biondina come vai, ai ai, che l'uccellino la rilaila, che l'uccellino la rilaila, dimmi poi biondina come vai, ai ai, che l'uccellino la rilaila per fare l'amore. L'uccellino sulla carriola, lo salta e vola la rilaila, lo salta e vola la rilaila, che l'uccellino sulla carriola, lo salta e vola la rilaila per fare amore, dimmi poi biondina come vai, ai ai, che l'uccellino la rilaila, che l'uccellino la rilaila, dimmi poi biondina come vai, ai ai, che l'uccellino la rilaila per fare l'amore. L'uccellino su in quel boschetto e lui fa che con la rilaila, e lui fa che con la rilaila, che l'uccellino su in quel boschetto e lui fa che con la rilaila per fare amore, dimmi poi biondina come vai, ai ai, che l'uccellino la rilaila, che l'uccellino la rilaila, dimmi poi biondina come vai, ai ai, che l'uccellino la rilaila per fare amore.
A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite!
sceme, Marasca. Stasera viene in cantina, viene la casa, viene il soffitto, viene giù tutto stasera che abbiamo qua Possebon. Anche stasera viene sto conoscere Serafina Correa. Ah sì. Te conosci Serafina o no? Male, così. Bravo che ti sei venuto, dopo parliamo con i nostri suonatori, ecco. Ma noi siamo di arrivare. Grazie a Dio, alla Madonna e tutti i santi che ha piovesto qua nella nostra regione, a colpi per dei paesi lì, anche quasi massa che ha piovesto, no? Bisogna apparecchiarsi perché le piove non le sa, non le sa quanto che le viene giù, che quantità, che forza che le ha. Ma infatti siamo qua. Di arrivare come tutti i martedì sera è il nostro filo italiano. Per quei che non mi conosce mia, mi son Marostica. Edgarlo Catelli Marostica, E noi siamo qua in cantina da nostra casa, ben umildi, ben semplici, no? Ben sempi proprio, come diceva le nostre nonne, ma siamo di arrivare a casa vostra, sorte della internetica, sorte dei nostri patrocinatori, sorte della Dilnet che mi mena a casa vostra senza pagare niente, baraticcio, proprio cose dei nostri italiani, per mostrarsi senza pagare niente. Spettacolo, maraviglia, un vero gusto, un piacere, un'allegrezza parlando il nostro italiano. De che si è visto, come si poteva credere che un giorno noi si andava a mettere per tutto il mondo, che ha detto Roger, e il nostro programma è di livello nazionale. Marco Marsaro ha detto no, è di livello internazionale. Perché noi andiamo per tutti i cantoni, la internet la me proporziona questo. Ecco, di noi arrivare a casa vostra non vuol dire noi che sì, neanche a cosa che si deve fare, noi arriviamo a casa vostra, un telefonino, un computador, sulla TV, noi arriviamo a casa vostra, piccinini o grandi, bei o brutti, gordi o magri, sinceri o ciuchi, noi arriviamo a casa vostra, così parlando la nostra vera lingua e madrelingua italiana. Questo che è importante, mantenere la lingua è l'obiettivo, l'idea del nostro programma, del nostro filo italiano, va bene? La nostra città è Serafina Correa, una volta non si diceva, quando che andiamo fuori alla 11, capito? Che se veniva al paese ogni tanto, a colpi anche un mese o due per venire al paese, comprare il necessario, proprio quel che manca, che c'era sucro, caffè, c'era sal, c'era petrolio, chi lavori lì, che altre cose non si comprava niente, ma niente, perché non si poteva spendere perché non era, o se no perché se era sparagnoni, era proprio così. Allora si comprava proprio la cesta basica una volta, la roba, sì, la roba tocca comprarla, quella non c'era, come scamparghe, no? Va bene! Così sì, ma se la retaconea, se la manteneva passare da un full per l'altro, l'era un sparagnar che mai. E noi altri qua, col nostro filò, noi altri femo rivivere i momenti di una volta. Potremmo parlare che l'assunto lì, Marasca, dopo. Dopo parliamo con Marasca e con Possebon, solo comprare cose. Quanto si metteva per andare al paese, i comprea, i picchia via per pagare quando chi veniva la safra o se no con le cose di casa, salami e colpi o con bagna o con formaio o con galline, con uvi, cose così. C'era la vita della nostra gente, semplice che mai, e noi in cui siamo qua. È un orgoglio per noi rappresentare il mio nonno. Mi commosso, resto matto quando che parlo del nonno, perché mio papà che vivesto, mio poro papà che vivesto una vita buona, una vita moderna, ma mio nonno no, mio bisnonno, mio nonni, tutti e due i miei nonni per parte di mamma e papà, non che vivesto, che solo lavorare, che solo studiare, sleva famiglia, non che c'era la illusione, non che c'era quella cosa di pensare solo il futuro, no. C'era una cosa semplice, mangiare, bever, passarsela, postare i fiui, slevare la famiglia, c'era cosita. Cosita c'era la vita una volta, un corso che ha scambiato tutto, un corso che ha scambiato.
ma proprio tanto, ma di una maniera che abbiamo perso le redene della vita, le redene della maniera di pensare, di fare, di persone, di come si torna ancora, principalmente di nostri figli, dei nostri nipoti. Non è mia facile. Siamo dei brutti anni, come se proprio si diceva una volta. Brutti anni avanti. Bisogna aver coscienza di quel che andiamo a fare con la nostra famiglia, i valori della famiglia, i valori dei figli, di tenerli con le redene curte. Stia attenti alle mie parole. Migo 2 figli piccinini qua a casa e sempre osservo questo. Non sta a farli quel che fa quel che voluri, perché sennò andiamo malamente. Può star sicuro di questo, va bene? E gli anni di Dio scambiarsi tanto e sguelto, di una maniera che noi altri se perdiamo. Ecco, non abbiamo la direzione delle cose. Ma l'obiettivo, l'idea del nostro programma è mantenere la cultura, è mantenere la lingua, le tradizioni, le usanze, i costumi della nostra gente, dei nostri nonni. Non possiamo perderla. La salvaguardia di questo la sei in mano di noi altri che ancora abbiamo l'onore di essere italiani, di aver visto quei tempi là, va bene? Che diamo valore a quel tempo là, sì. Se anche abbiamo passato stretta, e se anche abbiamo ciappai del papà e della mamma, dei nonni, se anche abbiamo passato tanta necessità, se anche abbiamo passato fame, se anche si era bauchi, se anche si era analfabeti, abbiamo ancora orgoglio del nostro italiano, della nostra maniera da pensare, da parlare, di essere, da vivere. E per quello che noi siamo qua, in nome dei nostri patrocinatori, in nome di Adilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, sempre con noi altri, in nome di Amighi Plus, che fa ragione per tutte quante le bestie, per averle belle, averle sane, quanto stimarsi una volta per menare un vicino, un amico, un compare, a vedere i porchi chi era bei, una sciccherata di 15-20 porchi, signor, se stea là sol guardarli mangiare, perché c'era un valore grande, sì o no? Tanto che fin coi i dice, spusa de merda de porco se spusa de soldi, sì o no? Che era quella maniera di parlare lì. Abbiamo anche Botta Super Leve Baspan, il meglio stivale che ha per stare in Brasile, non sta andando al cicchero, al stalotto, non sta andando in colonia, non sta andando in volta, senza aver chi stivai qua, chi si distribuì per tutto quanto il Brasile. Un teatro agropecuaria di confianza che te ve la comprare, va là che te cati chi stivai qua. Ste cati mie domande che loro li compra, perché la Basso Pancote è distribuidora di più di 10.000 items per tutto quanto il Brasile. Abbiamo anche Polivalente, guarda qua, supermercato di Santa Rosa e qua a Serafina, supermercato Vittoria, che in cui mi ha mandato una bassiona grande cosita di bifoni, vara. Non so che vacca che c'era, ma c'era grande, setto. Bifoni grandi stasera, Possebon te vai provare i bifoni che noi rifemo qua. Abbiamo vodka Raisca, la vodka che fa la meglio caipirinha, e anche la espumante Oremus, che è campionissima, ha guadagnato il premio oro, qua a Serra Gaúcha. Abbiamo rete del posto sbuffon, abastessi qua, fammi un santo di un favore. Quando sei in giro, in qua, in là, ti vedi posto buffon, vai entro là, pensati un bel posto da andare a abastecere, e l'auto, la camionetta, il camion, la linea, va bene? Che capito? Daghe forza ai nostri patrocinatori. Abbiamo la Pian Alimentos, sono parcangati e pesi con altissima qualità e alta conversione, vara. Priorità per i can, priorità per i gatti, ecco, premium, una infinità di varietà di rason per can e gatti, capio? E anche per pessi, la Pian Alimentos di Tony, di Paolo, di Piero, di Jair, di Carlo, della famiglia intera, senti parlando in can, senti che si manifestai lì, vara. Ecco, e allora daghe rason di questa qua per i tuoi can, gatti e anche i tuoi pessi. Abbiamo la modello Penei de Bento Gonçalves, un strucco naso de vero cuore a famiglia, cecon, vai che si involta là de Bento, ve cuore Penei, di fermarve là. Ecco, metti su Penei, ga balanceamento, geometria, rangia le gomme sbuse, e limpa sull'air condizionato, e capricciosi che hanno equipe grande, ecco, ti assa proprio contento. Abbiamo anche Vinicola Vanni Sul de Flores da Cunha, pensate un vino, Valmor, e lo buon che il vino lì.
Siamo buonissimo. E lo del chiodo? Ma del ciodo. Ma che moccava il ciodo e siamo di beverlo. È buonissimo. È buonissimo, te che sorte che te che il scioferista ancora te può bere a volontà. Te che me ne il scioferista ancora bevi, sta a volontà. Che quando- Perché Valmor quando viene qua a casa, che l'ha visto tante volte, quando che viene, che il dorme qua e il beve tanto, quando che il viene, che il va a casa, lui sol beve niente, ma allora che neanche a metà gusto, ma ancora te che me da dire un po' se buon che lei è il scioferista. Me cavo la voglia. Ecco, che abbiamo anche la loggia Paludo, ossia le logge, perché se na rede de loja, o liquida verão Paludo começou com descontos progressivos, quanto mais peças você levar, mais descontos você ganha, uma peça 10%, 3 ou mais peças, 20% de desconto. Itens selecionados com até 50% de desconto e mais em até 10 vezes. Rasteiras femininas Santinelli e Beira Rio por R$ 39,99. Camisetas masculinas, Hive, é isso, por apenas R$ 59,99. T-shirt e regata olímpicos feminina por R$ 69,99. Vem logo aproveitar o Liquida Verão na Paludo, sua moda, seu estilo. Fate cliente anche a ti de a Paludo. Ma iniziamo dentro adesso i nostri compagni. Avevamo un coi Valmor Marasca e Ivanor Possebon, avevamo la cucagna scuola del Talian, plural Talian dei sostantivi masculini aggettivi in generale con Loremi, Loregian Pencal, la maestra, ecco. Avevamo anche curiosità delle misure. Non è misure queste qua, anche queste, sì. Qualche misura che ti puoi immaginartela, che i nostri italiani che avevano cada un col suo vocabolario, con la sua maniera di espressarsi, misure, qualche tipo di misura. E se vatti, ascolta bene anche avanti due, se senti delle misure, la cintura, oh Marasca, buon, te che hai capito? Calcolarno altri che Allora non le proprio misure, quello. se vatti di ascoltarle, e ascolté una che vatti conosci che non ha qua, vero Roger? Gavi il diritto di scriverle dopo Marco Marsaro, là che lui è il nostro Coringa. Cognome Carlesso e Baggio, che le 6 mesi che siamo di provare a metterle su. Cantemo, ridemo, scherzemo, bevemo, mangiamo, e sa, passiamo, venì, rento, tiri, verento. Vanti, Roger. Anche Marco quello lì. No, non vieni su, Ben, ecco, scommiscio sol milo ora, va bene. Abbiamo parlato un poco di tutto. Gazè na indovinella stasera. Bravo. Non che se mia premio, ma se è importante Valtri che si casa indovinar cosa. Buonasera, bene ti. Bene, sì. Bene ti, vai Ecco, pulito, bene, maraviglia, cosita. Cosa zero da indovinare lì? Indovinella, va, pin pian, No, falla te. falla ti, Devo vediamo. fare. Vediamo. Vai. La rasa, la brasa in tutta la casa. Tutti la sente e nessuno la vede. Madonna! Chi che ha fatta? Marco? Marco se sta? Oh Marco! Che strano, vero? Somiglia quasi come un La fantasma. rasa, la brasa in tutta la casa. Tutti la sente e nessuno la vede. Che Madonna! A sogra! La rasa, la brasa, la spacca su tutto, la straforma la casa, tutti la sente, a sogra, Sì. mia sogra Dio vede là, E può essere anche una cagnetta bianca. che porta via il pane. Ecco. Magari con te stesso qui al finale del Te sai corso. che Valmorlu fa forno, che ha fatto un forno dei mattoni di quei? Che ti ho fatto un forno. ma- Forno E lui per fa mio fratello. fa un pan che ha fatto una propaganda del pan che era buono. Allora, se vate volete sapere se il pan di Marasca è buono, domandate che a me cagnetta. Me lo vera, date sì, ma tola, porta via il pan. Porta via il Pensa pan. quanta fame che non E il salame a salà. a salare il salame. Eh. Dico dito, se è per portare via qualcosa, sì, è il meglio Sì. che è. E allora, Roger, vai o Ascolta, che? guarda qua. Sì. Mi voleva leggere qua un commentario che ho visto prima Opa! da Valti che sì, Dio, ascoltame. Ma ascolta, che idea di essere una live nazionale? Nazionale. Live Guarda. nazionale. Sì, tutti i cantoni del nostro Brasile, anche del mondo. Anche È d'Italia, vero. sì, Paraguay, Uruguay, Fora, anche Cile, fuori, anche fuori del mondo. Sì, fuori del mondo, non so Anche. che- C'è la luna anche che ne Te a tanto. Sono luna. mai andato mi fuori Tanti del te a mondo. luna. E allora? Allora qua, ha detto così, quanto che fa parlare prima dei tosatei e tal del mondo. Allora ha detto così. Todos dizem que devemos deixar um mundo melhor para nossos filhos, mas ninguém se pergunta que filhos estamos deixando para o mundo. Mistio Calmanca, donna lì! Bravissima! Brava! Hai visto? E chi è la Bravissima. Ela? Ana Felappi, lei qua.
Filapi. Felapi. Filapi. Buona, grazie per ti vedere con quegli occhi lì, perché l'è proprio così. L'è proprio così. E allora- Bisogna che siamo buoni fiori. E mi preoccupo tanto, perché mi go fa adesso sto mese 57 anni. Mi pare un toso di 15-20 anni, ma che no, tutta che età lì, e con un fiore di 4 anni. Se mi è facile domarli. È vero? Mi go un di 9 anni che per geito è ben incamminato, ma quel di 4 anni non è mia facile. Certo cosa che lui, Marasca, e Possebon le nono, no? Sì, mi sono belle. Possebon le nono, ascolta bene, Trevisan, il ga un di 2? Sì, ha 1,7 e con l'altro va a far 5. Far 5, allora piccinini, certo cosa che mi go osserva col mio, mi go osserva che per esempio lui il te copia, il vuol far quel te farti, sì o no? È vero? Lui sta attento a cosa che ti te fa e vuol fare, allora bisognano altri stare attenti perché sennò, capio? Sì. Bisogna fare un papel di papà, di amico, sciacolare insieme, ma anche bisogna fare i fioi sapere che ti te sei il papà, che ti che te paghi quel che lui mangia, capio? Che lui è il tuo fiol, che lui bisogna che te dai il rispetto. Stiamo di parlare di un assunto fuori di quel, ma da che abbiamo smissia, ma le persone o i piccinini in cui i gasol diritti. Io non quero, io non gosto, con coi de mesdi para caso che ho detto al mio piccinino di 4 anni. Bota una cosa na tua cabeça. Tu vai comer de tutto. E punto e basta. Perché quelli di 9 anni mai ha di tutto. A colpi il mai solo per contentarmi mi. Capio? Ecco. Ma mangiare di tutto. Non mi piace che vai nella casa di una famiglia a mangiare e che arrivi là, io non gosto, io non quero, io non gosto, io non quero. Sei complicane. Sì. E a colpi i mangiari meglio che esiste del mondo non che piace mia. E tanti anche senza neanche mettere in bocca per sentire il gusto. Proprio te che hai ragione. Te che hai ragione. E che mai prova soltanto il guardare. No, questo qua no. Un'altra cosa, la nostra pancia e il nostro intestino non ha niente da vedere con gli occhi. Bene. Sì o no? Certo. Perché noi altri mangiamo quel che occhi che piace da vedere. O il palato e l'intestino non vuol sapere. Le meglio robe sono quelle amare, quelle triste, quelle che non ti piace mia, sono quelle che ti fa bene. Allora ti va tutto contro. Mia colpi mangio, perché fa bene, no perché mi va, ma perché fa bene. Fa bene. Ecco, è il buon maestro. Mi mangio di tutti. Bevi un siade buon maestro. Eu non tomo perché è molto amargo e molto forte, ma no, ma che è amargo? Dar latte al dottore che ti taglia panza, la sì è amargo. La è amargo. Va bene, ma passiamo che parte qua. E allora, abbiamo qualche risposta qua. Ma signor, ma neanche andiamo gusto. subito, aspettiamo. No, chi è lo Stato che ha mandato? Il primo? Se stai un uomo, ma pensate un uomo brutto. Ma piccinin. È ben piccinin. Bruttin. Bruttin. Ma chissà per la sua donna quanto Luis bella è. Nilsson Balbinotto. Luis Nilsson perché Nilsson l'è de suo papà, ma Luis l'è per causa del prete, che è chiaro. Sì, questo è chiaro. Ma l'è Nilsson Luis. E a seconda anche, a primo c'è sta Luis Nilsson Balbinotto e a seconda c'è sta la Marisa Magagnin. Magagnin. Va, che bel cognome. Ma rispondesto qua che sei la Scorreda. Ah va! Che mognaca scuccia il programma che becca indovinare. Nascuresa, è una roba naturale. Chi che mola, nascuresa, si liberterà del male. Ma per fare una scoresa bisogna ben tenere il fiato. Se no va fuori a mesa, resta in culo l'altra metà. Meglio fuori che rento. Che di più posto fuori che rento. Tanti dicono. Ecco, italiani, a tegna mia. No, che mai tegnesto una scorresa. Tromba de culo. Sanità de corpo. Vai ancora, vediamo. La canzone? No, questa tromba. Tromba de culo, sanità de corpo.
Ciao Roger, volevo domandare scusa perché Marasca ha mandato il video che ha messo l'anno del 2021. Sì. Noi che avevamo fatto apposta, vero? Sì. Abbiamo Per fatto vedere apposta. se qualcuno se ne E incordea. che mo parlare che ne era un che se ne ricordea. Sì, che abbiamo detto che l'era Vagliati, Vagliati. Che abbiamo detto Vagliati. Lui se ne ricorda. Se ne ricorda. E giusto. se gana ricordato. Emil Romano là di Garibaldi, che è natural di qua a Serafina, lui mi manda messaggi in Marasca. Ti sei dato conto cosa che fa? Cosa? Ti che manda Veniva il programma. commerciale al Marostica e ti che mette questo anno del 2021 e invece siamo nel 2022. Ma godito amico ho fatto apposta per imparare la testa di chi che assiste. Ecco, e vuoi dire un'altra cosa, che Cosa? Josiel anche ancora ha messo a data sbagliata per dare questo imbaragliamento anche ancora. Anche a te, Josiel? Dopo che arrangiare che una Ciao Massimo, mi abboni costumarsi con sto 22. Nessuno lo vuole sto 22. Sapevo perché? Perché il 2021 praticamente E sta una piada di porco. abbiamo passato, José, abbiamo passato il 19 per il 22. Sti giorni qua sono stato triste con Cristian che ho domandato un musico de Bento. Che ho domandato come vai mio querido amigo? E gli ha detto sto vendendo un strumento musicale per poter sopravvivere. Oh, ciao Tanti, perché è normale Marostica le persone che assistono altri suonare e pensa che si ciappa tanti soldi, lei è una bugia grandissima, se sbagliai. Si perde tempo per imparare una canzone, si perde tempo per imparare, si perde tempo per ensaiare, ti velati ciappi 3-4 soldi, ti guasti mesi di viaggio, un poco di imposto, ti sopra niente. Allora tanti musici adesso con questo problema che ha dato qua, che tocca vendere strumenti e cambiare di lavoro. Tanti, professionalissimi, grandi, che erano famosi, che era successo totale, ma tutti pensano perché entra in radio, perché entra in televisione e c'ha soldi. 3-4 del Brasile c'ha tanti soldi, tanti anche per noi li c'ha. Sì. Che sì. Che era una maniera di che c'aveva proprio ma tanti, quei pensi che c'ha tanti, e ma ancora che c'è gente che gli reclama, che dice perché che mi ha voltato il tempo là. Ma infatti, è così. Roger, Gelo cosa adesso? Marco Marsaro viene? No, lui viene quando le città, lui viene. Marco ha avuto mia venire dame buonasera qua, e se no mi va a bando i suonatori. Suonatore, mi chiamaria una sonata. Ascolti bene, infatti che si casa. Scompartire, ecco. Scompartir, Tusi, perché stasera Marasca e Possebon va a cantare praticamente 90% delle sonate inedite che stai mai suonare qua. Ecco. Un spettacolo, una inedite per la prima volta. Show, un spettacolo di sonate. Sì o no? Sì. Sì. E noi dobbiamo spiegare sonata per sonata perché Valmor le Valmor Marasca, lui conosce tutto delle musiche, il sa cosa che vuol dire parole, lei è un maestro della cultura, ecco. Lei è un icone della musica e che ha fatto spettacoli per tutti i cantoni, che ha fatto spettacoli in Italia, vero? Quando che lui canta, e sa cosa che il canta. Sì o no? Ecco, posso andare bandi suonatori? Vai. E allora stasera che nella bifada. Bifada, ecco. I bifoi, sì. Polivalente, ne? No, Vittoria. De Vittoria. È che polivalente Sì, la de Santa Rosa. Santa Rosa. E il quale supermercato Vittoria? Vittoria le Ecco. qua a ringraziare a Igor, che lei è la soghero che mi manda una sacolata così. Oh, Marti che viene, femo una mostra di come che si fa a fare i biffi. Podemo fare. Ma mi era quadrio pensare dei biffi, ma il nostro vedere qua che abbiamo la società lì. Ma non Studio vai, d'arga de mangiare. Ma non vai. Ma forse chiamare Flauri che mi giute. Flauri. Ah, sì è. Claro, chiamiamo de socio anche l'uno. Ah, de socio, un altro sì, socio. un altro socio. Non anche che avevamo un vedello, un potreretto, qualche le rapà. Ecco. Che non è più mangiare perché le secco qua. Non cioè, è più mangiare. una buona idea. Ma allora che chiama Flauri? Claro, da Meghi Plus. Flauri, anche te mandiamo una copia di un termo. Ecco, un contratto e ti fai la firma. Se ti vuole essere nostro socio. La firma. Sì, la firma. Te fai la firma e ti entri del socio del vedello. E essere. dan coi 92 kg di carne. Coi che le ben muoio, sì. No, ma carne non ha niente a vedere col moglio. È 92 kg di carne in quei 90. Allora per tirarlo ti manco 200 kg. Allora sarebbe un bel vedello. Guarda là. E se è un'opportunità buona di negozio.
Ti che te sei, opportunità. Prezzo da carne. Sì, te e dopo bene. lei è un fedele italiano. Dopo te Quel viene che è importante di Ah, lei è più. un fedele italiano. Oh, Che sì. ne eserci, che Sì, ne... perché a sua nonna, bisnonna, Landesi. leva in est dall'Italia te Arca di Noè. Mi è vera? Ah, sì, è? Sì. Ca- sì. a vacca, sua nonna? Sì, sua nonna. Oh, la tataranonna, quinta nonna, sesta nonna, a nonna. Le vecchie, serie vecchie. Va bene, Sì, vadi vai. suonatore. Buonasera, Tusi. Buonasera Marostica, sono contento di essere qua insieme a Valtri, insieme a tutte queste persone bravissime che le devo assistirmi in questo momento in cui insieme il nostro fratellone Ivanor Possebon. Oh, fradelon, vai ok. Bene, voi? Bene, ti, vai. Sono contento di essere qua per la prima volta in questo programma qua, Marostica. Programma nazionale, dici tu. nazionale e internazionale. Sì, che ti ho visto, Ho guardato diverse volte, né? Opa, grazie. Lo mandiamo là vivo a colori, né? Sì. E che conosceva più o meno Sarafina, né? In cui allora resta tutto meglio. Più né? pratico, Ma meglio. è un piacere. Ecco, grazie. Salutiamo chi, Marasca? Salutiamo a tutti qui che guarda e che fanno una canzone, che questa canzone la compara, se fosse al di in cui le donne le dà, ma sti anni noi le cantiamo a volta di qua e di là. Disco si da compara una donna con una carretta. Una caretta di boy. E di poi Quella di andare in colonia di con andare in quattro colonia, rode. allora per scherzare allora, Fare un scherzo. quando beviamo un pochettino di vino si fa questa canzone e dopo se la godei, si fa un par di ridate e tutto certo, un bicchiere di vino. Lei era solo scherzo. Solo scherzo, altri sapete che è uno scherzo. Sì, lei è un scherzo. Possiamo avuto mandare un saluto a chi? Chi che si ti vede? Da tua famiglia? Ah, la mia famiglia. La tua parona? La mia parona, la mia Quando parona. ti si maridate sapevi che l'andai a tornarsi su parona, vero? Sì, con certezza. E quando ti che il contratto, ti sapevi che fini i giorni in cui era ancora a tua parona? E delle volte che pensavo bene, ma guardate sì. Perché è famiglia, fioi? Godo fioi e un netin. Opa. E Ha tanti amici? Tanti amici. Il mio figlio ha 42 anni, la Oh, mia caramelle. esposa ha 32. E mi pare che ho 15 ancora. Sì, un tosetto ancora. Un tosetto. Sì, pieno di salute, di forza, di Pieno di boia. panza, né, Sì, vabbè. va, vuol dire, E che ti mandare un grande strucon Deoclesio a te e tutta l'equipe Deoclesio Guaragni de Villarica Farroupiglia. Le tempino che ho parlato insieme l'ha detto che dopo che te cominciai il filò, lui ha perso uno filò solo. Perché che tocca andare via e non riesco di assistirlo. Ma tutti i filò, lui e la sua donna Doralice assiste il tuo programma. struconasso a altri, grazie, grazie. E anche il nonno Piero Zilio. Opa. Lui e la sua famiglia, il nonno Piero che ha più di 80 anni, lui e la famiglia, tutti l'altri che assiste e ti manda struconasso anche a lui. Grazie a Valtri che mi vedete tutti i marti. E anche all'Ivo ti manda struconasso. Ivo che? Zilio anche a lui. Anche a Ivo. E allora Ivo. Lui e la sua famiglia, tutti quanti. Va bene, allora amo le donne belle per fare l'amore. Ecco. Ah, sì, è. Vai. E mi voleva una bella donna. Cosa farai con la bella donna? E mi voleva i suoi capelletti. Cosa farai con i suoi capelletti? Due leggerette per la caretta. Amo le donne belle, amo le donne belle. Due leggerette per la caretta. Amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella donna. Cosa farai con la bella donna? E mi voleva i suoi occhetti. Cosa farai con i suoi occhetti? Due ferralletti per la caretta. Amo le donne belle, amo le donne belle. Due ferralletti per la caretta. Amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella donna. Cosa farai con la bella donna? E mi voleva il suo nasetto. Cosa farai con il suo nasetto? Un timonetto per la caretta. Amo le donne belle, amo le donne belle. Un timonetto
limonetto per la caretta, amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella donna, Cosa farai con la bella donna? e mi voleva la sua bocchetta, Cosa farai con la sua bocchetta? stampo de rode per la caretta, amo le donne belle, amo le donne belle, stampo de rode per la caretta, amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella donna, Cosa farai con la bella donna? e mi voleva i suoi detti, Cosa farai con i suoi detti? tanti raggetti per la caretta, amo le donne belle, amo le donne belle, tanti raggetti per la caretta, amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella donna, Cosa farai con la bella donna? e mi voleva le sue ricette, Cosa farai con le sue ricette? due paralama per la caretta, amo le donne belle, amo le donne belle, due paralama per la caretta, amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella donna, Cosa farai con la bella donna? e mi voleva le sue tettine, Cosa farai con le sue tettine? due parasciocchi per la caretta, amo le donne belle, amo le donne belle, due parasciocchi per la caretta, amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella donna, Cosa farai con la bella donna? e mi voleva il suo ombighetto, Cosa farai col suo umbighetto? un businetto per la caretta, amo le donne belle, amo le donne belle, un businetto per la caretta, amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella donna, Cosa farai con la bella donna? e mi voleva le sue gambette, Cosa farai con le sue gambette? due tesorette per la caretta, amo le donne belle, amo le donne belle, due tesorette per la caretta, amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella donna, Cosa farai con la bella donna? e mi voleva il suo corpetto, Cosa farai col suo corpetto? un cassonetto per la caretta, amo le donne belle, amo le donne belle, un cassonetto per la caretta, amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella donna, Cosa farai con la bella donna? e mi voleva il suo vestito, Cosa farai col suo vestito? una lonetta per la caretta, amo le donne belle, amo le donne belle, una lonetta per la caretta, amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella donna, Cosa farai con la bella donna? e mi voleva il suo culetto, Cosa farai col suo culetto? una scaletta per la caretta, amo le donne belle, amo le donne belle, una scaletta per la caretta, amo le donne belle per fare l'amore. La mia carretta è una bella donna, Cosa farai con la tua caretta? la mia carretta è una bella donna, Cosa farai con tua bella donna? che monto sopra e fa un viagletto, amo le donne belle, amo le donne belle, che monto sopra e fa un viagletto, amo le donne belle per fare l'amore. E mi voleva una bella figa, Cosa farai con una bella figa? e mi voleva una bella figa, Cosa farai con una bella figa? una marmellata fatta di fighe, amo le donne belle, amo le donne belle, una marmellata fatta
vuole per fare l'amore. Mi vuoi sapere adesso qua, mi vuoi sapere? Oh, stasera vado a vedere un spettacolo qua. Gari detto che è il meglio live del mondo. Guarda, non so chi grazie. Ascolta, chi ti ha fatto la lettera? La lettera i Viciotti, non i Destiani. Ma dopo te sai che la me par di essere brasiliana. È stata riscattata par Cristal Valdir Anzolin, che l'ha riscattata su di qualche municipio lì di Santa Catarina. Sì. Dopo che visti Belumat di Belun, Giorgio Fornasier e Gianni Secco, e l'ha riscattata con Valdir Anzolin. E loro me l'ha passata a me e un altro che sono stato tratto fuori. Sì, mi vedo anche altri qua. Quando mi capita una sonata che non la volemo, non la sontemo. La nostra maniera. Certo. Che ne avevamo sontate tante. Le giusto. Sì. Che avevamo una sonata qua, che si è fatta per un... Buon, dopo andiamo a vedere là. Tanti auguri. Quella tanti auguri No, a te. Nantra. Ma lei Nantra, che è una lettera bellissima. Tanti auguri a te. Sì, ma lei Nantra. Ti auguriamo con te. Le piloto, sì. Mia piloto. No, le mie non mi piloto. ricordo chi sta a farla. Claudino Piloto de Rescin. Il pilota. Bravo. Il pilota è di Feltre. I piloti. I piloti e Feltre. Va bene. Allora stasera vedrei quante bei sonate che abbiamo fatto una scelta qua bellissima, tutte inedite, e infatti sì, bravissime. Grazie a te che sei buonaste Devo massa. file 11 e mezza stasera. Ecco, qua Josiè, qua con camera numero 9, a 8 oggi sta desligata, che è do brutin. Marco viene dentro qua, la 8 si è desligata. Buonasera, come stai? Buonasera, amorosa. Che bello, Zeto, posta su, né, con roba da Paludo, né? A Paludo. Siamo andati a Camilo. Sì, Camilo, Struconasso. E Stefano anche, magari grazie a tutti le logge Paludo che ogni tanto mi regala. Guarda, ti hai vestito che cerca Paludo. Va bene. E ringraziare a tutti i nostri appoggiatori culturali e altri che si casa comprare prodotti e lavori della nostra gente, di quei che mi dà forza non altri, capito? Che loro staccano altri, no? Mia vera? Senza mi scampa via, femo che? Femo come tutto che occorre lì. Sì, proprio così. Le città. Le città. Chi che cammina ancora a scompartigliare, della scompartigliare, che come abbiamo sempre detto, tanto importante, che arriva distante, che tante persone vede, persone che mai assistiu, mai visto la live, se ti te scompartigli va a vedere. Sì. Isso è importante. Tutti ha un parente, un amico, un taglian che piacea, che è tempo che è andato a stare nel centro di Curitiba, do Paraná, Porto Alegre, né, cara? Totalmente differente, entende? E lá, noi parla noi ha con chi discorrer è italiano. Quanto tempo che non pareva la parola qua, discorrer. Era una rasca, discorrer, è italiano. Allora, dagli questa opportunità a queste persone. Tanti mi scrivono, altri, quanto bello, quanto che piace. Mi è vero? È così. Perché sei distante da dove ti si criai. Insieme col papà e con la mamma, con i vicini, con le persone che parla italiano, non lo parla più. Però l'italiano deve crescere. Le deve essere insegnato, impararlo, mantenerlo. Le rento a testa, manca solo muoverlo fuori, che viene fuori parole. Mi è vero? È così. Ma allora mi vedi lì dentro. Ben sguelto qua, Cascavel, Blumenau, Campo Largo, Recife, Marau, Cordilheira Alta, Serafina Coreia, Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, Chavantina, Nova Prata, Canoas, Carlos Barbosa, Romelândia, São José do Ouro, Londrina, Videira, Mojimirim, São Paulo, Xaxim, Balneário Camboriú, Ronda Alta, Pomerode. Pomerode è una città più italiana. Più alemana, più tedesca. É isso proprio, mesmo. Ecco. A città nova. Ceará, Viadutos, Shoppingzinho, Aratiba, Farroupilha, Passo Fundo, Erechim, Coronel Pilar, Patrocínio, Água Doce, Tijucas, na città che aveva poche volte avete studiato qua. Tijucas, Santa Catarina, Santa Catarina. Opa! Vai. Que beleza. Pato Branco, Oro, Santa Catarina, Palotina, Arroio do Meio, del Paraguai, Exidio System, Porto Alegre, Dois Lajados, 13 de Maio, Mussum, Arujá, Severiano de Almeida, Ponte Preta, Medianeira,
Quilombo, Nova Bassano e anche lì a Santo Antonio do 30 Casca. Olha lá! Ô Betão, lei ora fammi una visita? che Ô le Beto dà- Pinzetta, vieni fammi una visita? Contare no? storie che le andà su bande là, né? Sì, Viaiar su andato banda al Parà. Parà su so vem bem. contarmi storie. Mm. Ecco. Ascolta, mi parlo da Mighi Plus sta qua, Sì, dopo mi sì. un poema. Sura le bestie, può essere? Oh, Dopo claro, te banda claro. là, te chiami Josiel che mi mette un fondo musicale. Cane Josiel, vai preparando a música ali che... Sì, allora la Mighi Plus, mandiamo un saluto a Flaurí Migliavacca, a Tadeu e a tutti i suoi collaboratori, soci, direzione, funzionari, scioferiste, entregadori, venditori, produttori, che nelle vacche di latte, che nelle vacche di ingorda, che nelle pecore, che nei cavalli, che nei polastri, che nelle porche che cria 20-30 porchetti in un colpo solo. Una volta che veniva con un e mezzo, ancora si stia contenti, in cui viene con 20-30 porchetti, mai visto mestiere compagno, sì, una sgnarata di porchetti, no? Fabbrica di porchi. Fabbrica di porchi, hai proprio ragione, perché non era la fabbrica che copia i porchi, che era anche la fabbrica dei porchi, Ecco, allora la Big Plus la te fa la ragione giusta, non sta a spendere soldi, non sta a trar via, perché se non sei balanceata, se non hai i supplementi, se non sei ben di accordo, i porchi non viene proprio come occorre. Te par che è caro? No. Caro è far malamente. Sì o no? Per quel che il boizinho lì che assucia... Ma ciao, ma allora che avevi idea di mettere Flaurí de socio del che dà Vedel? certo? Aí vai pra frente. Amico idea che allora sì. Metà anno è pronto. Tu che c'è un camion, dar un container di rason e buttare ne rento a volontà. Le do in fondo, ne detto, cara tanto, ne? Sì, già, l'hai messo tratto. Ma un altro socio, ma infatti, dopo vediamo quel che viene fuori. Ove so, Amighi Plus, uma curiosidade importante, né, Marcos? De janeiro a outubro de 2021, do ano passado, a frota de caminhões rodou um total de 4.571.450 quilômetros. É combustível, né? Sim ou não? É. Quase 5 milhões de quilômetros, realizando um total de 24.793 entregas. Quase 25 mil entregas de ração. E a grande maioria não, a maioria grande ou quase tudo é a granel, né? Porque o produtor, ele tem o seu silo lá, chega lá, descarrega a granel. São os produtos da MIG, chegando em todo o Brasil, por meio de distribuidores e revendas, tendo maior concentração nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e também exporta. Para onde? Paraguai. Para o Paraguai. Ecco, bravo, cosita-se. Exporta para o Paraguai. Sì, il Paraguay che esporta. Sì, che esporta para o Paraguai. Allora, Flaurí, Tadeu e tutti gli altri, quei che ha diretto o indirettamente in relazione con Amighi Plus, un struconasso, i nostri complimenti, vero? Per questo anno compiuto del 2021, chissà che vai sempre avanti, crescimento in su cosita. Va bene? Che tutti guadagnano. Tutti va avanti. Ne? Pensa alle bestie. Quanto contente quando il che le mangia al rason o mangiare di Amighi Plus. Va bene? Cosita Marco, feito. dopo te torni. Dopo vengo di volta. Dopo torni. Diamo un poema. Del Poro Prete, Joan Leonir dall'Alba. Trattar le bestie. Ma guarda ti compare, che stasera da 2 ore go in mente la mamma. Sì, con miglio sgranà in traversa, a darghe da mangiar, a pitti e galline, lì verso alla stalla o magari davanti il punar. La spaia a sbrancare de grani a 30-40 galline che molai fuori tutto il dì, i gas gravatà per su per tutto, sia erba sia bissiti, ai pittini la che danno pasta fatta apposta, ai pirù la che fanno pasta con uovi lessi, ai porchi che siga sul potrero, a che tra anche bevaron, di un stretto e lungo lebo,
che siga il se lo tol su, al porco testalotto, quel della grassa, se che dà acqua, se che dà miglio e tutto, perché venga bel per far salami, codeghini e la bagna. Alla vacca erba fresca, sì, e latte paitosa te. Caresoni alle mule, para il toro e le vedele e i vedei che tira il fen de su de sora del soffitto, sì, o anche paie scartossi delle panocce. E il vedel se lo mette sotto a ciucciar dopo che se tira latte della vacca. E quando si torna rento de casa, a che tira fuori il can qualche fetta de polenta che se te stai attento neanche intera una casca e porta via per aria. Quando si pensa di aver finito, che c'è il pappagallo che chiama il caffè, che è il gatto a sgnaular, e il solate con polenta, che anche i becchi che ha fame e sperega che ha voglia di mangiare foglie di morere o di mariamole o cose così. Esso viene scuro, se finisse la giornata, è ora di mettere in tola la truppetta de fioi che somiglia a una scaletta, con scudele de menestra, e il tatin e il ciuccialusol. La mamma lo mette a cunar perché il fa nana. Penso in tra de me se non che fosse la mamma. Etta là, poro prete Gioan Leonir dall'Alba, gli affari della mamma. Mi va avanti i suonatori adesso. Mamma mia, dammi 100 lire che in a... Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. 100 lire mi te le do, ma in America figlia no. 100 lire mi te le do, ma in America figlia no. Sui fratelli dalla finestra dicevo mamma lasciala andare. Sui fratelli dalla finestra dicevo mamma lasciala andare. Vai pure, o figlia ingrata, che in mezzo al mare potrai restare. Vai pure, o figlia ingrata, che in mezzo al mare potrai restare. Quando è stata in mezzo al mare, il bastimento si ga sfonda. Quando è stata in mezzo al mare, il bastimento si ga sfonda. La sua carne è rossa e bianca, i pesci del mare la mangerà. La sua carne è rossa e bianca, i pesci del mare la mangerà. Sui capelli e biondi e belli, le onde del mare le porterà. Sui capelli e biondi e belli, le onde del mare la porterà. Bastimento l'è andato in fondo, questo mondo non torna più. Il bastimento l'è andato in fondo,
questo mondo non torna più. Le parole della sua mamma le svegneste la verità. Le parole dei suoi fratelli le state quelle che la ingannano. Le parole dei suoi fratelli le state quelle che la ingannano. Oh, che bella sonata, è trista? Trista perché la passa momenti difficili, la cosa maledita per la mamma. Sì. Maledetta. La cacca più che mamma non voleva, adesso devo parlare di fioi. Sì. Quando che te sei duro col fio, lui non te vuole Non bene. ti ascolta mia, ma Ti ascolta giustamente mia? completa quel che ti serve di dire prima. Sì? Ma ti Se te la- sai cosa che è il meglio per il tuo figlio, sì o no? E la capia che la volta là di andare via per cercare di un futuro meglio. Perché come adesso vede tanta gente di altri paesi, del Brasile, perché va in cerca di un futuro meglio, che della sua terra non è facile. Però noi qua, quando abbiamo visto i nostri bisnonni, non era diverso dall'Italia, diverso seria differente. Sì. Anche loro, i visti via, non era, una volta non era mia l'anorexia, una volta che non era mia, io restai senza mangiare. Io visti via per cercarsi un futuro meglio e qua, che il tempo là bisogna tanto tempo per spiegare di più. Ma io visti in cerca di un futuro, ancora che dice che qua si c'è per le terre, qua che i salami piccai sulle piante, quando arrivai qua i salami erano le banane piccai sulle piante. Sì, non veggere i salami. B serendo palmato, porchi de mato, porchi che sei porsei de mato, Cattivi, i cinguari. selvatichi. Sì, i porchetti de mato, dopo che erano tante scimmie, che era quel rosso che chiama il bugio, dite in cui. Bugio. Il bugio e la scimmia, sti anni che era La tigre, tigre. E allora la menona... Leonet Baio. Leon Baio, i menoni mi conté che mi sarà un boccia piccinin. E la nonna la mi contea si pianteva il miglio, quando è che il miglio, dall'Italia che chiama mais, anche lì del Messico, ma il miglio, quando è che era pronto, cosa per i simi, i bugioni, da lei che portava il miglio. Ancora dopo E era che Puschin. Sì, dopo che era ancora i porchi di matto, che io mangiavo fuori il miglio, portava via tutto. Ma calcula, era il suo sustento. E il nonno papà di mio papà, che si chiamava Luis Marasca, lui l'ha detto, era del 1900. Del 1911, 1912, che ha dato una peste alle scimmie, i macachi morti tutti, è stata la salvazione dei nostri immigranti. Che ne sobra, dice quei bugie che ne sobra un l'altro, le scimmie piccole andai tutte. Che ha dato una malattia, chissà cosa sarà stata. Una peste? Una peste, i macachi morti tutti. Ma amico, ho visto quando c'era un putello. Pida rente il microfono qua. Quando c'era un telecolonie e che batteva rento un tentocco di miglio e ligava la paia del miglio e se le picchiava via in telcolne. E in dia uno alla volta, dopo gli fa una strada e in dia rento per il matto, ma era questo miglio. E limpia fuori le rose. Portava via tutto. Tutto. Che era il fratello della mia povera nonna Leopoldina Piccinini, che i porchi loro che ha fatto il cicchero, che diciamo, Walter, come che diciamo qua? Stalotto. Stalotto, sì, giusto. Che stalotto, ma invece mette tavoli, che mette una burra di qua, una qua, che ha fatto, sai, come se fa Con quel che n'era. Ecco. E che i porchi, di notte c'è i porchi, si gheva, e andai a vedere cosa che era. E ciò che era la tigre in cima, la che ne copà 6, la che mia a tirarli su. Invece andare de volta a torca il copà, la che copia un altro. E l'è saltata sotto il trio del zio del mio povero papà e l'è andata via, non l'ha fatto niente, per fortuna. Magari un alemán che chiamava, come che era? Krieger là d'altro figlio. Il Krieger, lui era un alemán coraggioso. Quando che questi italiani, loro si sono fatti amicizia subito. E lo chiamava andare a copare le tigre, non è che le ghera. E lui scioppetai. Lo scioppetai le copea. Cada tigre copada già era una vittoria. Una vittoria che al tempo là perché ciò allora io lo paghevo. E era tempi differenti da adesso. Questo vedi una tigre non si può occuparla perché questo perché quel. Ecco. Era il lobo guaranca. Oppa, che era anche quello. Tanta peste che E il lupo. Lupo guarda, ma quello dell'Italia è diverso dal nostro. Il mio è come questo qua. Questo qua è il galpie che è come la scorza del mul. Poi l'ha visti? Ecco. Il gatto come un casco. Il casco. Un mulet. Mul. Mul. Guarda, Ticcio. Sì, il mul.
Ecco. Le mulette ma con la faccia di can, di lupo. Posso contarvi una barzelletta? Contela. Una barzelletta o una balota? Una balota? Come che volevi? Te sei che sei intelligente, tu sei un uomo esperientissimo. Vuoi farti una domanda? Ti sente che è il meglio altri? Sapete che è il meglio posto di contare balotte? Dove che è il meglio posto di contare balotte? Neanche idea. Ante l'inverno, quando è un pè di platano grandone, pieno di casca sulle foglie, ti guardi, se butti sotto, guardi pure balotte sopra. Contar balotte, quelle che cascano te le conti. E la lezione per due. Ascolta bene, che c'era un cristiano una volta maridà, che aveva famiglia e tutto quanto, un uomo ben di vita, e veniva sempre con viveva una vita con mala testa. Ma guarda. Sempre mala testa. E allora, questa mal l'era sempre più forte. L'era un grado così, guarda, finché lei arriva a un punto... Come una scala, cada di più. Di più. So che lei arriva a un punto che non guentea più. Il domino che fa la vita, se sei così, diventa matto. Con mala testa si diventa matti. Sì, come il can rabbioso. Allora era andato da un dottore. E ha fatto là gli esami, tomografie, ha fatto... Non ha catà niente a testa di sbagliare. Capio? E allora l'è andato a farsi segnare, l'è andato ad una benzedera, curandero, lei ha provato tutto. E il tempo il passea, cada volta più vecchio, e ha mala testa cada volta pedo. Mi divento matto, il gadito così. E l'è andato di un dottore, che era specialista di tutto il dottore che ha detto, va bene, mi ho una idea di cattare il tuo mala testa in un'altra banda, che poi venire da un altro posto. Capito? Perché se te gli esami qua ho visto che a testa te sei tutto pulito. Allora ha detto, fa il seguinte, cavete sua roba. Cioè, lui ha detto, ma occorrelo? Sì, cava sua roba. Quando il ga cava sua roba, il dottore ha visto che aveva i documenti grandi. Cioè, lo ga guardare ha detto, cioè, ma te i documenti medi fuori del normale. Sì. Allora ha detto, vuol dire che può darsi che il peso che te è lì, tira il nervo che va su pa schiena, che va a testa e che il mal di testa venga del peso dei documenti. Del batoccio. Oh. No, dei documenti. No, del batoccio. Documenti. Cioè, e allora lui ha detto, ma sarà? Buono gli ha detto. Femo esami. Andiamo a vedere proprio se lei. Cioè, fa esami, constatare, ha visto che diceva tutto, che era il peso dei documenti, che tirea un nervo che rispondeva a testa e che veniva il male a testa. Sarebbe stato documenti do su che cos'è? Allora gli ha detto così, Tavara, sol un'operazione, sol tagliando via il peso. No, il dottore gli ha detto. E gli ha detto al dottore, no, mi non posso credere. Mi sono un uomo ancora pieno di vita, con una donna giovane. No, ma ti che te sei? Va a casa e parla con la tua donna. Va a casa, porta là i documenti, mostra alla donna. La donna gli ha detto, mi non so cosa dirti. Ma se lei palto ben, mi te vuoi ben, fa quel che te vuoi. Ciapa i documenti, torna a dire del dottore, la testa stiopea, cioè. Ha detto, va, fa quel che te vuoi. Vuto tagliare, taglia, allora ha detto, bisogna che ti assini qua. Allora ha assinato, sua donna ha assinato anche ella, cioè che ore lì, capisto? Lei è una cosa proprio, è serio il mestiere. Certo, sì, perché allora, la società allora taglia via questi documenti, taglia via tutto, 8-15 di gago a Rio, era un spettacolo. E il malatesta l'è andato via, in pochi giorni il malatesta l'è andato via. E allora lui comincia a pensarmi senza documenti, mi son piccolo l'uomo là, e dopo il ga parlare con la sua donna l'ha detto, ascolta, bisogna che te levanti la tua autostima, te sei un uomo intero. No, per me non vuol dirmi non te lascio perché il tanto lì, bisogna che te vivi la vita, te che mostri ai tuoi amici che te sei una persona allegra, avanti, positiva. E che te hai ragione. Va a truccarmi l'auto, ancora lui che non aveva soldi, è andato in agenzia, ha truccato l'auto. Guarda su. Ha dato a Bento Gonzalez a comprarsi un Zippe, a comprare un Zippe nuovo. Immaginarsi, cioè, un Zippe nuovo. Ma il ha passato in una loja che era un alfaiate rinomato. Alfaiate si dice che
Sartor. Era un Sartor renomato che sapeva fare roba, che tu vuoi comprarmi roba nuova, vuoi arrivare a casa con la Madonna contento, auto nuova, roba nuova, e mostrare alle persone che mi sono una persona rinnovata e che non ho niente da vedere con quel mestiere che ho perso lì. E poi guardando il rivarento della Faiate là del Sartor, che tu mi vuoi comprarmi roba tutta nuova. Buon il Faiate che ha detto le braghe numero 42, la camisa numero 2, e ha detto e le scarpe 41 e le budande GG. No, ha detto, no, ha detto, guarda, le scarpe te che indovinare, la camisa te che indovinare, il gilet te che indovinare, le braghe te che indovinare tutto, ha detto, te che indovinare tutto, manco le budande. Ho detto, ma che... No, ha detto, no, le budande anche, no, ha detto, le budande, quello era mia gordo ma neanche magro. Resta solo grande, niente di grande. Allora ha detto così, go sempre doparà budande pe. Che ha detto? No, budande no, budande pe, budande budande pe. E l'alfaiate si ha fermato e ha detto, ma avuto discutere con me? Beh, a fatica, ha detto, se go sempre doparà le pe. Il Faiate guardava così e ha detto, ma ascolta, te l'ho mai dato male a testa? Che stragato tutto! Ora il secondo in corto che il gatto ha via tutti i documenti per niente, era solo un alfaiate. Bravo. Femo qua adesso, qual è l'idea di fare? Dopo andiamo ai nostri patrocinatori diretto adesso di gara andiamo con questa qua del Tosato che è andato a lavorare. Sai che in quel dire che ne tanti che ha questa canzone. Sì. I 7 giorni della settimana. Ah sì? Che il lunedì non lavora, il martedì non lavora, il mercoledì non vuole lavorare. E dopo i nostri patrocinatori culturali. Vai là, Valmo! Al lunedì poi ho fatto una ciucca, una grande baruffa, non voglio lavorare. Lunedì poi ho fatto una ciucca, una grande baruffa, non voglio lavorare. Martedì poi il giorno seguente mi vuoi far niente, non voglio lavorare. Martedì poi il giorno seguente mi vuoi far niente, non voglio lavorare. Mercoledì poi il giorno più bello, giusto per quello non voglio lavorare. Mercoledì poi il giorno più bello, giusto per quello non voglio lavorare. E poi a Saga di Vicenza, bisogna pazienza, non voglio lavorare. Sobbia e poi a Saga di Vicenza, bisogna pazienza, non voglio lavorare. Poi il giorno del dolore è morto il Signore, non voglio lavorare. Venerdì poi il giorno del dolore è morto il Signore, non voglio lavorare. E poi l'ultimo giorno, oh che bel giorno, non voglio lavorare. Sabato e poi l'ultimo giorno, oh che bel giorno, non voglio lavorare.
de poi mi tiro sul poltrone, aspetto il padrone che venga a me pagare. Domenica de poi mi tiro sul poltrone, aspetto il padrone che venga a me pagare. Arriva il padrone tutto arrabbiato, brutto vegliacco marcia via de qua. Arriva il padrone tutto arrabbiato, brutto vegliacco marcia via de qua. Son quel della miseria che poco me ne importa, che vaghe sull'ostrega la fabbrica il patron. Mi son quel della miseria che poco me ne importa, che vaghe sull'ostrega la fabbrica il patron. No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
Ehi! Dai. Un ringraziamento speciale ai nostri patrocinatori, mi è vero? Proprio, se quei che dà forza per la nostra live. Proprio, quel che dà forza sempre al avanti. nostro programma, non potremo desmentegarsi di parlare di loro qua. A Dilnet, provedore di accesso a internet, l'Amighi Plus, la Sopra le Bestie, Botta Superleve Baspan, Polivalente Supermercato, che stasera, che nei bifoni, do supermercato Vittoria, qua di Serafina Correa, che abbiamo la vodka Raisca e Oremus, che è una spumante moscatelle brut. Quindi di quei che piace la brut. Ecco. Brut. La sei un pochettino più secca, vero? Ecco. Pi Pigarba. Mi me piace di più. Anche a me. Anche a te, Che avevamo rete de postos buffon, bastessi qua, fame un santo don favor. Che avevamo la piana alimento, sono per cangati e pisi, ciappa che rason qua quando te vai a comprare, Che avevamo la modello Penei di Bento Consalve, ma dai struccon a famiglia Cecon. Ti occorre Penei, vieni qua che qua anche che avevamo qualche bittola, stretti, larghi, tondi, negri, tutti compagni. Sì, però che ne sportivi, industriali, fuori di strada, agricola, Tutti i penei se che ne late del modello penei, a Bento Gonsalves. Parlando del modello Penei, loro industriali, sportivi, fuori di strada, agricola, nazionali, importai, modello Penei di Bento Gonsalves da famiglia Cecon 34556500 è il telefono. Ciapa Penei qua, Vinicola Vanisul de Flores da Cunha, ecco, anche, e anche la loja o le loje Paludo, 7-4 è la nostra regione. Va bene? Loja Paludo che ne spaiai per tutti i cantoni. Fate cliente della loja Paludo del tuo paese, da tua cidade. Va bene, va bene, Roger, come va? Va bene? Ben, qui andiamo bene. Spettacolo, maraviglia. Ho visto che bellezza. Qua grato una bella nella pioveto, niente, poco. Sì, che ha piovesto un pochettino, ma piove di sta beati quei che lega. Ecco. Quando tel verão così non è una piova generalizzata, è una nuvola qua. Onde a ciapa, ne? Onde a ciapa, Ecco, che mando un saluto a famiglia Dalbo. Opa, là da Flores da Cunha, che siamo stati là. Ecco. Si fa un vin de quei. Ecco. Ascolta, noi altri volevamo parlare adesso di misure. Misure italiane. Avevo parecchia che ti e Marco. Abbiamo parecchia diverse cose lì. Misure. E mica varia caro che fosse buon. Vai questo. Che fosse buon e marasca. E stessi attenti solo a quel che noi andiamo a parlare adesso. Che se sono misure o maniere di parlare, di espressarsi, solo la stravaganza o l'esagero in la maniera di capirsi. Ma talvez muitas vezes no exagero para cima e até para baixo, de noi altri italiani. Mi parlo sempre a nostra maniera da pensare, da parlare, di essere, da vivere, che è solo nostra. Mi è vera che è così? Che noi se capimo. È vera. Se mi dici un sciantin, mi capisco. Mi è vera? Allora, scominciamo. Vai. Non potremmo mica commentare tutto quel che parliamo, si potrebbe fare un commentario sopra queste misure, però avviene domani mattina e noi volevamo avvisarvi tutti, farvi sapere che il programma di cui che andrà fine 9 mesi darà fin da 10 in cui. Mi avverrà? Siamo disposti? Fino a domani. Fin domani. Allora, un scheo. Un scheo. E ti, un cada un. Te che parla un sciantin, allora mi dica un fià. Un pel. Un spuo. Un deo. 2 dei. 3 o 4 dei. 5 o 6 dei. No. 3 o fini 4. Fini 4 dei. Fini 5 dai. No, fini 4 dei, perché anche una volta che fai a fare salame 4 dei di massa e un di sal dalla mia 5. Sì, però te che ragione. Ecco, adesso ho perso. Un palmo. Guarda là. Oppa, boa! Un palmo, 2 palmi. Ecco. Sta registrato. Marco! Marca do là un palmo. 2 palmi. Ecco. Va bene. Un braccio. Un braccio. Palmo, 22 centesimi, 2 palmi, 44 centesimi. Pian, passa là, Josiel, Valmor. Come che sei? Un palmo,
ma è 22 centesimi. Sì. 2 palmi 44 centesimi. Opa. Via cosita. Sì. Stiani non si troppo il metro, ieri palmi. Tanti palmi. E allora se dopo quando finisse i palmi, allora gli mette 4 dei verti o 3 dei verti o un deo. Allora completa il metro. Qua, ecco, torno di qua con altri. Ascolta, una volta che ne era un cristiano Gavia quanti palmi? che è andato in una farmacia domandare un preservativo. Ecco. Un preservativo. E quando lei arriva là, Stiani? lei è tanto, quando ha inventato il Ah, preservativo, ma perché Stiani che ne era mia. no, che non era mia. Quando lei arriva là, Ho detto che? era una cosa bella. La era quasi come a Gisele Bündchen. Altona, loira, bionda, bellissima. Aveva una bocca grande, piena di denti bei. E quando che il stottoso lei arriva là, il che ha detto, mi vuoi comprare un preservativo? E la che ha detto che tamaño, lui che ha fatto così, guarda, che ha messo che il deo qua e lo ha aperto così. Allora il che ha fatto, che ha grandezza qua. E la che ha detto, che importante, no? Quando un uomo fa così, e sa dire la grandezza che lo ha. Lui che ha detto, sì, bea fatica. E allora e la che ha detto, ma è dea donna. Lui che ha detto, conforme a grandezza della bocca. E la che ha detto, che cosa interessante. O Marasca saiu no ar. Pronto, deu. Josiele, essa é nova, né? Essa não estava no script. repertório, no script, Vem, Faia. Un braço nas branca. Nas branca, sì. Che ancora? Un passo. Sì, na ondia. Come un tiro. Una pisata de can. Sì o no? Mettili un poco di vino. Quanto? Una pisata de Allora can. che n'era una volta che ha detto così del baile. Vai là. Era esperiente, tanta esperienza, Sì, tanti chilometri. Sì. E la che ha detto quell'altra cosita, andava a baile dopo venerdì. Come che ha detto che? Mattina dopo venerdì, che baile dopo venerdì andiamo a baile. E quell'altra che aveva niente di esperienza ha detto, io questo voglio Qua. Stasera sì, Vito. Questo è il nostro filo. È inedito, in esclusivo. Non che te in parte neanche a lui. Ma il Mor potrebbe far parte lui. Possiamo diretto sì, qua, vero? Ma Una volta al mese veniamo, ti contrattai. Certo, veniamo. Eri non dove te una ongia, dopo come un tiro, una pisata di can, una idea. Ecco. Una scarrettata. Quando fa grande, una scarrettata, vero? Un spissigonetto. Un spissigonetto. Un toco. Un bel tocco. Una cicra. Un gotto. Una mastella. Una botte. Una fregola. Una fregoletta. Una sporta. Una mala. Un sacco. Una spironata. Una scucciarada. Una man. Araquanti, tipo araquanti tocchi, Un strafulmine. Un strafulmine era tanto dopo. Ma era una strafulmine di gente. Sì, un strafulmine di gente, proprio così. Tai a raso. Tai a raso. Sì, tai a raso trioterra. Trioterra. Tai a raso. Trioterra. Trioterra. Marco, annota lì. Marco, metti do. Trioterra. Trioterra. Che ancora? Mai parcurta. Tenete in drio. Tenete in drio. Calma. Ecco. Calma. Un filetto. Un filetto. Sì. Una cesta. Un pesto. Un pacco. Una sbranca. Un cestone. Una carga. Un stradileo. E lo che è stradileo? Le marino che dopera. E lo che è stradileo? Nostra famiglia non doparea mia stradileo. Ma è lo che è stradileo? Ma lei è un tipo una... Come un stradileo? No, come che avevamo detto prima, un strafulmine, un stradileo. L'è tanto, l'è grande, l'è un esagero. Capito? Ah sì, un esagero. Una scamionata. Una ponta. Una scappellata. Stroncetto. Un stroncetto.
Un stroncetto. O no? Un stroncetto. Un carghero. Un carghero? No, il mio è un tocco. No, una quarta. Una quarta, sì. Una seccia. Un gotto. Ecco, finito. Che ancora? Ah, ma che sei ancora, se le pensare Ma bene. che avevo sentito? Parole Bellissimo. che si Fantastico. Ascolta bene. È importante. Se altri che si dio assistime no anti, gavi caro de receber. Mandemo. Sì. È Marco che manda. Possiamo compromettersi. Può mettere anche lì i commentari? Sì, Marco. commentari. Josiane ride. Oh Marco, possiamo comprometterti? Sì, dite sì. Sì. Dite sì. Allora se vatti vuoi ricevere casa o il vostro WhatsApp. O anche può scrivere se abbiamo qua sa qualcosa fuori, può scrivere nei commentari, ne? Sì, se vatti dopare in altro termo, un tipo di un'altra misura, maniera, o di misure. una maniera di parlare. Sì, ecco, puoi manifestarvi che dopo Marco vieni tu in qua o che? Vieni avanti Marco! Qua. Misure italiane, ossia maniera di espressarsi, di comunicarsi, di capirsi. Di capirsi. Te parli così da qualche paroletta entrate italiani. Mila mai par curta. No, ma mai Tante cose belle, storie straordinarie. Sapevi che questi anni anche al Tidencoi che posti che cria i porchi molla di fuori, che ne un che il berro, si dice. Sì. E loro dopo qui che le porche vicine là, vengono preso del berro qua, dicono la sen là del Marostica, dicono la sen del Marco, dicono la sen del Trevisan, e via così. E ciò, ma che ne era un che aveva il cavallo che era bagual. Allora ciò, allora... Il maschio, allora... Questi anni che aveva tante egue, tutti i cavalli di qua e di là. Bagual! Quando che uno che aveva la egua là che la voleva il moroso, lo rigammenea là e il paron del bagual che copria tanto, cada egua che menea là. Coperta che la restia pregna, che si diceva. Cioè, ante quella, passa un tempo, mi tengo che copriamo un valore tanto, e il fiol di quel del cavallo, del bagual, l'ha gravità la fiola di un altro che aveva la egua. E ben qua l'ho pupà della tosa, e che trovava il fratello di quel che era messo moroso della tosa, che dita guarda, la dita te secca del tuo fratello l'ha gravità la nostra fiola. E non so che dite com'è che famo fuori. Guarda che dite il pupà con il bagual che copra tanto, cada egua adesso il mio fratello non sa quanto il copre. Non so quanto il copre per via gravità. Mi pensai che era la storia là che acontecesse sto Camargo, che lui menea là il cacciasso, il vero, e che aveva mai posto per lui, sempre gente davanti, un giorno si è arrabbiato a guardare il remedio fagno, le vivo ancora, e ha detto, vuoi comprarmi un cacciasso solo per me? E altri parlava tanto del vedel che si deve creare. E mi ero pensare che l'aveva fuori come un vicino del Possebon. Conte che la ti. Ciò te sei Marostica Sì. che un vicino là, il aveva un po'. Aspetta che vengo qua. Guarda che se era parente di quel vostro lì. Ah sì, eh? E lo ha comprato questo deal che ha dato 260 kg di sebo. 260 kg di sebo, mi pensia di carne. Di carne di più di 1000. Le recce parvena idea che c'è le recce la sontai una con quell'altra che ha fatto il caico va a pescare solo del Rio da Santa sopra i Mariante. Madonna, con le recce del boy. Con le recce del boy, una sontata di quell'altra che ha fatto la canoa, il caico va a pescare. Madonna, pensate un toro. E che ha fatto con la cua e che ha fatto il remo. Madonna. E che mette 6-7 insieme al barco con la cua e che... Il rema. Gli para il caico avanti. All'amor di Dio. No. Mandai struconasso se chi è Monica Bassi di Vicenza. Lugo di Vicenza, lei lì che l'assiste, noi struconasso. Va bene. La dico che vi assiste tanto. Ma lei l'assiste come noi, sta ora adesso che siamo qua. Domani, perché le dico che la dorme adesso. Ah sì, di mal va a vedere. Ma le dico che la vede adesso, allora è Ti sai che sulla banda Ceará super de là? Sì. Loro dopara tanto la farina di mandioca. Farina di mandioca buonissima. Ecco.
Come che chiama? Si chiama la maccascera. Maccascera, proprio maccascera. No, anche dopo qua la mandioca la mangiamo com'è che chiama con la costella del porco? Vaca tolada. Vaca tolada. Vaca tolada, se no La la, vaca- la mangiamo rostia, se no la mangiamo in l'acqua. Buonissima. Buona la mandioca. Mi sta Ma por- farina di mandioca non è un costume, no? Anzi, la spaccare su mangiala. Ma ascolta bene, l'ora che c'era un ciucco che lei arriva da una famiglia, ecco, super delando chi dopera tanto la mandioca lei arriva e che c'era una donna che ha cominciato a parlare. E troppo tanto mandioca la sua. Sì, dopera tanta mandioca. Allora c'è che ha detto, sì parona, sta tutto bene, sta tutto bene. E quella viene dentro 2 tose, fiole della, ciò. E guarda, a donna ha detto, perché te guardi tanto a me fiole così? Allora ha detto, è che se le to fiole, sì, se me fiole. Ma che strano, vero? Ho detto fiole, una bella e una brutta, ma non è farina del mesmo sacco? E lei ha detto del mesmo sacco, sì, ma non da mesma mandioca. Femo un'altra. Femo, questa canzone qua, Quale? ma che te sai, sul castello del Mirabel. Oh, ma sì, l'orso che piace tanto che suonata Sai qua, che- tanti valti che vi piace. Se non la conosce mia, femme un santo di un favore. Stia attenti che suonata qua, che Valmore va a spiegare un pochettino sopra la lettera, la storia. Ma questo non ha bisogno perché la ciapa tutta, Lori, la storia della canzone. Quella dopo è quella del Scapolon. Dove fai con questa? Quella del Scapolon, sì, quella tocca spiegarla. No, il castello di Mirabel. Sul castello Mirabel. Della Tosa che è andata in prigione, che dopo... Ecco, allora ascolti bene la ciapa è tutta. Sì. Dopo anche, se buon te conta un pochettino delle nostre avventure. Dopo te parli delle avventure. Quanto tempo è che sono insieme? Quasi 40 anni. Ah, ma è poco. Pensai che era tanto No, tempo. siamo fratelli del buon, altri, perché... Vive insieme. Da 20 40 bene. Dopo allora le avventure delle storie di viaggi di noi che andiamo a suonare. Sul castello di Mirabel. Sul castello del Mirabel, sul castello del Mirabel, c'è una giovane che canta sul castello del Mirabel, c'è una giovane che canta. La cantava tanto ben, la cantava tanto ben e tanto ben, che io la sento da fino in Francia, la cantava tanto ben, che io la sento da fino in Francia. La sento dal fiol del re, la senti dal fiol del re, il fiol del re. La dimanda chi è che canta, la sento dal fiol del re. La dimanda chi è che canta. Lei è la figlia di un paesan, lei è la figlia del paesan e del paesan. E tu ti dici che lei è bella, lei è la figlia del paesan. E tu ti dici che lei è bella. La sa fatta remirar, la sa fatta remirar. Da quei 3 soldati armati, la sa fatta remirar. Da quei 3 soldati armati, il più bel di questi 3, il più bel di questi 3, è stato quel che l'ha robata, il più bel di questi 3, è stato quel che l'ha robata. La menada via lontan, la menada via lontan,
lontano, de una regione profonda e scura, la menata via lontano, de una regione profonda e scura. L'estate a 7 anni, l'estate a 7 anni e 7 anni, de una regione profonda e scura, l'estate a 7 anni, de una regione profonda e scura. Alla fine dei 7 anni, alla fine dei 7 anni, la descobri una finestrella, alla fine dei 7 anni, la descobri una finestrella. Finestrella in verso il mare, finestrella in verso il mare, verso il mare. E l'ha visto suo buon pare, finestrella in verso il mare. E l'ha visto suo buon pare. Oh pupa caro pupa, oh pupa caro pupa, caro pupa. Cosa dice la gente in Francia? Oh pupa caro pupa. Cosa dice la gente in Francia? Tutti dice il mal di te, tutti dice il mal di te, il mal di te. Che tu sei figlia rubata, tutti dice il mal di te. Tu sei figlia rubata. Oh non ho figlia roba, oh non ho figlia roba, figlia rubata. Io son donna maritata, oh non ho figlia rubata. Mi son donna maritata. Dove sei il tuo marito? Dove sei il tuo marito? Il tuo marito? Il mio marito è dalla guerra. Dove sei il tuo marito? Il mio marito è dalla guerra. A che guerra se l'onda? A che guerra se l'onda? E se l'onda? Dalla guerra del Solferino, a che guerra se l'onda? Dalla guerra del Solferino. Gallo perso guadagna, gallo perso guadagna, oh guadagna. La bandiera a 3 colori, gallo perso guadagna. La bandiera a 3 colori. Avevo un bel butel, avevo un bel butel, che portava il fucile in guerra, avevo un bel butel, che portava il fucile in guerra. La spada l'era de fer, la spada l'era de fer, l'era de fer. E il fodron di argento e oro, la spada l'era de fer. E il fodron di argento e oro. Bellissima, bellissima. Grazie. È lunga come una taipa. Perché queste qua, come che è un programma culturale, sì. L'importante è un altro far vedere queste canzoni, perché sennò si pensa che so quella l'America, il Massolin, queste qua, le bellissime, ma bisogna cantare anche queste qua, che l'era di nostri nonni. Le nostre. Sì.
Te che ragione? La nostra è importante e grazie che ti permetti di presentarle qua. Ma grazie vati che le sapele, cantemi io Roger sera di parlare adesso come te fa venire una mente in testa senza vedere le lettere di tutte queste canzoni. Quante mai o meno che insetto? Fai neanche idea di quante che so. Ma tutto derecha e niente in me, non leso partitura, non conosco niente. Partitura zero, autodidatta. E dopo se buon? Ecco. Ah sì, eh? Natri non conosciamo partitura. Natri siamo fatti così, il Signore mi ha messo qua così e siamo così, le tecniche si troppa. Che è quel che ha la tecnica che bisogna che lesi, il don dell'occhio. Natri che viene il don della riccia, per quel che le grandone così. Qua con me Josiel. Va bene, un struconasso avanti. Grazie per essere qua ancora in programma di bombarmi, è vero Marco? Ah. Ma ascolta, Marco mi ha detto così, che le tose do gruppo de Alpargatas, as nossas amigas Paloma, Miqui, Mari, todo o grupo de Alpargatas participaram de um programa, um reality musical chamado Estrelas do Sul, e elas chegaram na grande final, mais de 100 grupos participaram, conquistando o 4º lugar. Então para nós é uma alegria, um orgulho, pela amizade, pela parceria, pelo amor que a gente sente por vocês, porque a gente torce por vocês, pelas profissionais que vocês são, pela seriedade que vocês levam adiante o trabalho de vocês e pela alegria que vocês levam com a música a todas as pessoas que acompanham o trabalho de vocês. E elas fizeram um vídeo de agradecimento a todos que compartilharam e que torceram por elas. Vamos ver, Josiel, manda lá. Fala, galera! A gente tá passando aqui para dizer que o nosso coração tá cheio de amor e de alegria por sentir esse carinho de vocês, todas as pessoas que votaram em nós, todos os nossos amigos que compartilharam. Então a gente quer agradecer e dizer que o maior prêmio para nós com certeza é esse. E esse troféu é de todos vocês e é por vocês. Obrigada! Obrigado! Muito! E Spettacolo, bem, ah? Sì. Lorenzo è allegre per natureza. Le canta bem, le suona, devo pegare aquele entusiasmo. Hai visto Camilo delle Logge Paludo, Sì, che ha detto che guarda adesso- la mi qui con quella ridestona la trasmette. Cosa Tanta bellissima. allegrezza, proprio così. A tutte le altre tanto successo, tanta salute che noi desideremo. Tanto progresso. Che andiamo. Parlando em música, semana que vem, ganhamos de Caxias do Sul na dupla, né? Assim é. Divanildo Vanzin e Tu Darcy. conosceu? E Darcy Piola. Vanzin, Guaco, bravissimi. Vanzin, stroconasso a te, a tutti i tuoi familiari, a tutti i suonatori, a tutti e De Garibaldi che è lì che compartilha e assiste. Ah, che ne tanti che vede dolate Garibaldi. Stroconasso garibaldensi, barbosensi, bento gonçalvensi, farroupilhensi, caxiensi del Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Spirito Santo, Mato Grosso Sul, È Nord, mondiale Goiás. internazionale la nostra live. Stroconasso a tutti i Paraguay che ascolta, stroconasso anche a tutti di Vista Gaúcha, là che assiste. Ah, ma? Sì. E da Italia? Da Italia, italiani lì della radice proprio dell'albero. Maravilha. Maravilha. Abbiamo fatto il secondo intervallo o no? No? Ancora Vabbè. no. Marco, ma di parlando dove vedi lì? di città, né, che dando continuità, né, che Marasca Sì. che mencionar, che se de Barão, Nova Pádua, del Uruguai, se dio sistema, Putinga, Lajado, Colombo, Horizontina, Arvorezinha, Taió, Santa Catarina, Maracaju, Vista Alegre do Prata, Concórdia, Guaporé, Viamão, Toledo, Renascença, Eldorado, Descanso, São Valentim do Sul, Marmeleiro, Pinto Bandeira, Fraiburgo, Nova Roma do Sul, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Rodeio, Curitiba, Caçador, quer dizer, Luca Craco, lá della Itália de Vêneto, que escolta, Craco? Luca Qua a Craco. Guaporé che tanti della famiglia Craco. Sì, Joias anche, Sì. né? Tem joias, né? Ampério, Paraná, Xangri-Lá, Montenegro, Americana, Chapecó, Sinop, Palmitos, Vila Flores, Soledade, Alvorada, Camargo, Formosa, Sananduva, Ribeirão Pires. E prima te che fatto una domanda per mi better do le frasi, li diti, sì. se le a parola di queste. Le misure. Le misure. Che sia quella che sia una misura, una peada de porco. Una peada de porco. È che non esiste una peada de porco. Il porco non dà peade, vero? Ma posso che rende che se si arrabbia a te da peade del mondo. Ma allora la sei curta, vero? Peada curta. Curta de una peada de Sì. porco. Curta de una peada de ecco. porco. Ma allora curta, vero? Una trappola.
Una trappola. Una trappola è una roba malfatta. Che poi il cascardò che ti ciappi sotto, Sì, la trappola nata- quando sei piccinino, altri c'avevi 6. Passarini, proprio, così. Allora, e che se n'altra, allora, chi ha messo do là, mai par curta. Ah sì, che avevamo parlato, mai allora, parkour. chi ha messo do anche là. Ho visto qua che il gruppo Nani, Oppa! i siete ascolto, più avanti che era idea qua. Tony, vai ok? I siete le ore di tornare in trio, E le cosite, allora città, dito tutto, andiamo avanti, ne? Andiamo avanti. Mi chiamo qua adesso, qui che dà forza al nostro programma, una stiantina, un minutino, dopo torniamo in trio, che abbiamo frotole, che ancora musica, in cui andiamo a passare via dell'orario, a far cosa. Vai là, Josiel! Minha vez! Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Tá lá, ritorna il nostro filo italiano, siamo al vivo, siamo a colori, che abbiamo messo sull'invito, in cui Valmor Marasca che ha messo l'anno del 21, ma se sta un piccolo sbaglio, vero Valmor? Allora ancora noi siamo al vivo, non c'è niente di reprise qua, non c'è niente di inventare, siamo al vivo qua, come lo dice qua. Che giorno è l'oncoi, va avanti a sapere, che giorno è l'oncoi allora Valmor Marasca? Poi 18 di janeiro del 2022.
Oh Roger, scuccai a scuola d'italiano, muovete fuori, tirate avanti. Qua, muovete, in nome del Pian Alimentos. Se il giorno di sdotto fu un altro anno di vita. Ah sì, eh? Di sdotto di febrero. Quanti anni fatto? 60. Metà vita. Sarà che Gnocco. dura 120 anni? 125. Cammina tanto, no? Ma sono gaita e canto fino a 95. 95? Ah, dopo vuoi godermi. No, tá bom. Ah, Sì, dopo 90. sì me la spacco. Valmor Marasca, adesso sono altri qua. Corta la parola del Josiel. Valmor Marasca è soltero, è scapolo. Di catemo fuori una donna. Sì, catemo. Sarà che seria importante che suonasse a gaita o il violon? Per fare manca Ma se suona violon... Dopo lui apposenta, fosse buono. Se suona violon, apposenta, fosse buono. Claro. Volevo cattarmi fuori un'altra per perdere me lavoro. Va bene. Baitaca se ga catana amorosa che suona a gaita. Il baitaca sì, ciò. Baitaca che catana una cosa bella, giovane, esperiente, professionale, de man piena. Per cavalvecchio basto fresco. Marco, tu vai dentro? No, ascolta. dopo. Allora, com'è che sei a scuola? Prima di parlare da scuola, che ne sta una persona che ha scritto sopra il cognome Anderle. Anderle? Sì, da dove che sei? Allora mi sono Franco Saccardo, Anderle. Ecco, la storia da Anderle e Enderle, è un sbaglio lì De grafia. Ma che se ne sta una migrazione che se da divisa d'Austria, lassù in montagna, divisa d'Austria, che se italiani e non se al mesmo tempo, ma se italiani, perché là abbiamo la divisione là da Austria con Italia, che tutti sa, sotto il nord, e che se sta tanti Enderle che si migra del nord Italia per la Bosnia, e dopo da Bosnia si torna in Italia, e dopo in Brasile, se sta due migrazioni lì. Mi so un pochettino la storia per quello che ho parlato. Va bene. Ah sì, la sei Enderle, te che mi hai parlato? Sì, la mamma del mio poro nonno, papà del mio papà, era Anderle. Rosa Anderle, lì in Rocca Sales, incantato a Rio Augusta, che ne tanti Anderle e Anderle. Le ancora quelli. Sì. Quello è un sbaglio là che come dici. Sì, è un sbaglietto. Va bene. Cucai a scuola italiana. Devo parlare plural italiano dei sostantivi mascolini e aggettivi in generale, con lore mi, lore gian, pencal. Ecco allora. Andiamo a vedere, vai là. Buondì, ancora vi parlo un pochettino sobre la formazione del plurale nell'italiano. E cominciamo allora con queste classi di parole, né? Se abbiamo allora un sostantivo mascolino e anche gli aggettivi in generale. Allora, come che funziona la formazione del plurale in queste classi di parole? Se le parole le è finite con O, con E, con L, con A o con I, il plurale si fa sostituendo questa ultima lettera qua per la vocale I. Per esempio, la parola zendro fa il plurale sostituendo la O per la I. Zendro diventa zendri. Fradel sostituisce la L per I. Esempio, no? Fradel, fradei. Lo stesso succede con la parola prete, che la sostituisce allora la E per la I, no? Prete, si forma il plurale come preti. Adesso, se abbiamo parole parossitone che le si finisse in ditongo io o ditongo ia, e se la vocale I la è pronunciata, allora il plurale si fa doppiando la vocale I, con doppia I. Esempio, la parola occhio si può fare il plurale di due maniere, come occhi, doppiando qua la vocale e con l'accento qua ante l'O, né? O anche occhi senza l'accento e senza la doppia vocale. Lo stesso succede con la parola reccia, che si può fare il plurale
come rece, l'accento qua, la I, la E, o anche si può fare il plural rece, senza l'accento e senza il ditongo lì, va bene? Un altro caso di formazione di plural è con le parole che si finisce in nene o in R. E queste parole allora le guadagna la vogal I della finale della parola. Per esempio, taglian diventa tagliani del plurale. Magnar diventa magnari e così via. Nella grammatica del italiano, della pagina 47, va altri esempi su queste classi, questa formazione di plurale dell'italiano. E subito vi porto un altro video, un struccone. Brava Loremi, Ecco. bravissima! Gesè cultura del nostro programma, mia vera, il nostro filo italiano, martedì di sera, scompartì, passi avanti, fai la gente saper. Scusami che in cui passiamo via, no? Un pochettino dell'orario. Poi passiamo via dell'orario perché i Marasca e suonatori. Bon, i gana strica di suonare ancora. Ancora che a contare le storie di quando in Dea, Sì, non so che. ma adesso. Andiamo ai cognomi. Sì, andiamo a parlare ora del cognome Carlesso. Carlesso Bortolomea, Carlesso a Taranona. E allora? Il cognome Carlesso il può venire da una modificazione del nome Carlo. Secondo notizie de famiglia Carlesso nel 1600 Ma che vecchio che son! in un documento nella città di Romagna d'Asolo, in provincia di Treviso. Maria Santissima! Cosa significa allora? Significa cosa Carlesso? Carlesso significa che viene dal tedesco Carlo, forte, valente, re, sovrano. La diffusione sarebbe Seccata tante famiglie col cognome Carlesso nelle città del Romano de Zelino. Provincia de Zelino. Ho conosce sto Romano de Zelino? Sì, sì. Sì, ho conosce. No, di Adelino. No, de Zelino. De Zelino. Ecco, Te sì. conosce? Che siete in dove? Provincia di Vicenza. Ah, sì. E in Loria, provincia di Treviso, nella regione del Veneto. Bravissimo, visto? bravo, cosita. Allora famiglia Carlesso. Carlesso. E di Baggio. Baggio, ora parliamo del cognome Baggio che può venire dal nome di un distretto della città di Milano. Se stacca delle varianti come Baio e Baggio con doppia G. Ah. 2G. Per quella che Nandri qua non abbiamo mai chiamato di Baggio. Sempre de Baio. Baio. È vero? Sempre chiamato de Baio. Tutti i Bai che è Serafina qua quasi tutti i parenti. Perché può darsi che Baio lassù si scrive con la J. Si scrive? Si scrive con la J, no? Sì, è la I. La pronuncia fa lì. Ecco. Mia vera. Il significato allora del Baggio può venire del nome di un osello che si chiama Beggiora. Ah, Madonna. A Beggiora, nella città di Venezia. Ecco. Va bene. Dove la diffusione sarebbe da dove? La diffusione dove si cata del P del cognome se Baggio nelle province di Treviso, Vicenza nella regione del Veneto. Allora Baggionelle. No. Se cata tante famiglie col cognome Baggio nelle province. Baggio nelle province. Aspetta, Aspetta, adesso ti spiego. Allora, migo, la mamma casè Locatelli. Capito? Per parte del pupà. Sì. Parte del pupà. La mia mamma è Locatelli. La mia nonna è Bolis. Guardi quante persone sono mie parenti. Locatelli, mie parenti. Mia nonna, Bolis. Mia bisnonna, Baio. Dopo da bisnonna, Trinona. A Trinona. Carlesso. E dopo da tataranona è Ferronato. Dopo non mi penso più. Perché che morte loro quando mi sono assesto. Ma altri abbiamo una bella ricordazione del Baggio, no? Mia vera? Sì. Roberto Baggio. Sì. Allora, ascolta bene. Torna in Drio del tempo. Vai a Drio delle tue origini. È importante ti sapere chi che te sei.
Importante dove saber che te viene. la tua storia, né? Che tipo di sangue che è rento te viene? Chi che sia tua gente che te game testo in vita? Sì o no, Marasca? Ah, posso buon? Giusto, giusto. Perché domani un tuo satellite con che origine te sagnanca. Chi è la tua nonna? Nonna, mia nonna, com'è che è il nome da mia nonna? Immagina un soprannome. Gente, siamo di andare dove? Dove è il valore delle persone? Dove è il valore di quelli che ha sudato, che ha patito, che ha soffrito, che ha strusiato, che ha passato fame e necessità per noi altri essere qua qui? Non sapere il nome della nonna. E l'importante, Per Marostica... amor de Deus, levem a sério o que nós estamos falando. Não fiquem tristes conosco, nem bravos conosco, pelo amor de Deus, mas é importante o que nós estamos falando. Volta no tempo, saiba quem são os teus familiares, dê valor para quem te deu a vida, tuas origens, teus antepassados, o que eles sofreram, quanto eles trabalharam, as necessidades, os valores dessa gente. Parla Marasca. L'importante, Marostica, Walter, che si deve guardare e ascoltare il Marostica, queste belle parole, che se non mette via niente, la vita della persona, della razza umana, è come il relogio, che parte del 12, il va sull'uno, fa il giro, e va e torna qui in cima, parte ancora. Di repente la generazione di quei giovani adesso non si interessa a niente. Qui che viene dopo forse neanche, ma di che 3-4 generazioni, e va a cercare su tutto quel che altri in altri mettiamo via, che va bene per cui altri, ma guarda, ma questi qui in mezzo che butta via tutto, ma grazie al Signore, alla Madonna e la buona intenzione di qui là, chi ha messo via la sua storia, chi poltro parla dopo andare avanti, perché tecnologia è buonissima, ma senza cultura la vale niente. Te che ragione? Bisogna cultura e tecnologia insieme, allora si va via in fondo. Ecco. E se no si perdiamo. Perdiamo. Ecco, quel che non sa del suo passato non forma un futuro. Niente. Niente. A volte mi parlo insieme a tante persone e vuoi sapere tutto, ma ti vedi, io vodi e non sa niente. Ecco. E ti vuoi ti ciapi e non sa niente, poveretti. Sì. No, è che te parli con i giovani di ancora. Loro sa tutto di quel suo misero cervello che è delle reti sociali. Che parla giusto, basta. Giusto. Ecco. Non è Desculpa se nós estamos ferindo alguém. Solo, não entendam, não nos interpretem mal. Não capir mas mal. Nós temos um pensamento um pouco diferente. Giustamente, sì o no? Certamente sì, e del futuro, le future generazioni le va a vedere il tuo lavoro, il lavoro dei tecnici vostri, del Possebon, del Marasca, i suoi familiari, di tutto, quel che potete fare, mettere via, gravare, scrivere, fotografare, mettere via, che se forse i vostri netti, non troppo mia, ma i bisnetti o i tataranetti vanno a cercare. Immaginate te, se che se non entri la gravazione, vedere il tuo bisnonno, mi vedere il mio bisnonno, arrivare tagliare le piante come viveva. Noi abbiamo l'opportunità, in altri me l'ha contata, ma altri potete averla e dopo avanti muda certamente il sistema di comunicazione, ma allora e vede com'è che sei. Quante persone che sono importanti, tutte quelle che si veniste prima, os antecedenti sono importanti, molto importanti, totalmente importanti. Però non abbiamo registri, non abbiamo ricordi, non abbiamo niente di loro. Nella faccia, non c'erano i ritratti, non c'era la tecnologia. Non la era. Quanto vuoi che mi varia di conoscere questa gente? Sì, non di vederli il manco come chi era. O sentire la sua, com'è che era la sua? Me nonno, se potesse tornare il tempo, mi varia caro tornare a parlare come nonno. De contarghe a Luca in cui tocca pagare l'acqua. Non crede neanche. Non crede. No, altri in cui paghiamo l'acqua che bevemo, voilà. De no altri che è una cosa das mais simples che noi stiamo. Immagina il resto. No altri che sei in dello studio e tutto il mondo può vedere nello stesso momento e non mai ne crederia. No. Che dove ti ciapi in cellulare, te metti chi, te parli con i tuoi parenti dell'altra parte del mondo, qualche parte, le resta una boccetta. Una boccia di pignoi la nostra terra. E il mondo sarà tornato piccolo. Sì. Le boccette che si succhiano una volta in naras. Si varia tanti assunti, tante cose importanti. Ma adesso noi andiamo ascoltare una sonata, sì. Pareggia una lì, ecco. Qual la casera che abbiamo parlato prima? Questa qua. La tassa dolorosa. Marostica. Dopo diciamo qua. Bravo. Sapere sti anni. Piano. Prima della tassa dolorosa ti spieghi cosa casè.
Contami un per di storiette, sora tipo così le più straordinarie, più differenti, fuori di quelle che ti immagini, che a tua testa può immaginare che succedesto, intanto che altri devi fare spettacoli, volta a cantare. Qualche storietta così ben differente, interessante per quelli di casa. Per contarle tutte che voleria una 3 settimana. giornate. Ma quando torna in Drio? Allora, mede in coi e mede quando che torna in Drio? La volta al Marasca al Megadito così, quella che era Mercol. Sì, era... E che il Megadito andemmo a suonare la festa degli italiani a Carasigno. Ah, sì, Carasigno! A Carasigno. Stroconasse la società italiana di Carasigno, li stroconò a tutti. Allora il Megadito così, mi sono da Maria Fumassa, che la volta là non sono io insieme a lui con la Maria Fumassa, allora quando mi finisco qua ci apriamo l'auto e su e via. Se la tollemo. Cioè c'era a casa là e pronto, arriva là e cioè, su e via e dai con quell'autino là che vai perché arrivare là anche che la ora, né? Sì. Arriva là a Carasigno, dove è la festa? Ah, guarda che è là del club là della società di italiani, né? Sì. Arriva là, guarda dentro che ne 7-8 putelotti che giocano la boccia là. Va là, dimanda che questo paron là, che il comandante là, nel seguire la festa, mi ha detto, qui non è festa neanche una, no? Ho detto, ma Marasca è mia quella festa. Guarda che ti sei sbagliato. No, l'encoi, diavolo l'encoi. Se non so me. Se non so me. Ecco. Allora, ho detto, guarda che là la piazza là insieme, va là. 3-4 cani che pisciano su i barranchi. Sti qua, stai là come una pissata di can, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Cioè, ma dove sarà questa festa? Signore. Comincia a camminare in là un pochettino, camminiamo un po' qua. Famo che? Dimandiamo qualcuno. Ven questo uomo che lo ha contrattato per suonare là. Ma era il mese dopo. L'era Proprio. giustamente 30 di dopo. 30 di La dopo. festa era 30 di dopo, l'ante, la prefettura, il show era davanti alla prefettura. Però chi canga via pissà. Allora, gatita le sol, il mese che viene. Porca miseria, mamma mia, se buon, guarda, Femo che adesso? Allora il matita così, era il Daris, il Dis guarda Marasca, allora se la viene una riunione, giustamente parla che la festa che Qua di 30 giorni. ti vai insieme, la dita, ti vai là a cenare insieme a altri, e mi se buon via sono, e dopo si mangia, fa 2 o 3 sonate, mangia de volte a Garibaldi, e dopo de volte al mese dopo. 285 km di Garibaldi a Carasigno. A Carasigno. Sì. E dopo un altro giorno sono andati a Steio. Per l'amor di Dio. Steio è altri 200 km. Sono andati a Steio una domenica di mattina, sono andati a suonare là. E c'era la festa della famiglia là. Festa da famiglia Bianchini. Bianchini, È una festa grande là. Arriva là ora dell'impoco, era la messa della famiglia, tal, il prete là. E mi sono sentato prima, era una carica voda là, che non era molto di gente. E il Marasca un pie. De Drio. Là, e Pai, Figlio, Spirito Santo, e vai, e prega. Ciò, de repente il mica dice, ciò, ti sai cosa che acontecesse? Dico, qualche cosa di malo? Sì. Che capo mandante? Sì. E del cellulare. Dice, ma cosa? Ho smentega la gaita a casa. È serio? Serio? Magari al Valdir Anzolini dice, Marasca, non sta preoccuparti, che parlo col patrono di 7G, romemo la gaita. Romemo gaita, di tutti i malco, lì è il manco. Se dai torna via in Alvorada. In Alvorada, torna gaita. E sonela ben. Suona ben. Suona ben, Ma le gaite tutte le sono importanti le qualche a chitarra. strania idee e tal, ma suona ben. Oh. Ma allora che in serie quante storie, vero? Quante storie, ma un'altra volta che vengo qua che mi preparo una mezza Parecchi che ne belle poche. La tassa dolorosa, amico Becche sentiu dire ancora, magari la mia anche un altro titolo. De repente che la che ne sa un altro, ma guarda, mi so, tassa dolorosa. Ma infatti, è lo che sta tassa sarebbe di tascia.
Sì, un imposto, una multa. Una tassa una in italiano o tascia in portoghese? Sarebbe imposti o una multa. Ma perché dolorosa? Perché era forte? Perché quando era un scapolone che arriva sui 70 anni, che erano lì nell'Italia, che tocca pagare una tassa se mi sposa perché il governo e la Chiesa aveva bisogno di gente per le guerre, per lavorare. Sì, l'Italia si è un paese di vecchi, di pochi fioi, poca natalità. Una volta già era de P, era tanto piccola per un strafulmine di fioi. E dopo, per tanto sparagnar fioi, perché non era da mangiare o lavoro e questo e quel, e sparagna fioi. E allora ciò che era un tosat che l'aveva a 40 anni perché la tassa l'ha commessa sui 40 anni. Fino ai 40 anni tocca a maridarsi, se no pagare la tassa. Cada anno ti paghevi una multa o un imposto come pagare l'imposto dell'auto o della terra. Sì. Ciò, e allora che arriva il tosat, l'aveva 40 anni, la sua mamma lo chiama e dice, ciò, tosat, e allora? Pensi che l'ora che ti si sposi, che mi tocca mantenerti, e bisogna che quando ti viene invece qualcuno sia insieme per tenderti. E lui che ha fuori 1000 difetti delle donne per non maridarsi. E allora che ha fatto la musica, la tassa dolorosa, cari. Ah sì, Sì, allora devo ascoltare. La musica è così, ma è una verità che l'ha scritta la canzone dopo, né? Per non pagare de scapolo la tassa dolorosa, me mamma donna semplice la vol che mi sposa, ai, poveri noi che siamo andai. Me mamma donna semplice la vol che mi sposa, ai, poveri noi che siamo andai. Go 40 anni caspita e non go mai buste voglie, perché con queste donne non so come la boie, ai, poveri noi che siamo andai, perché con queste donne non so come la boie, ai, poveri noi che siamo andai. Se non le sa far boier una seccia de fasoi, come farà ste femmine a educare i soffioi, ai, poveri noi che siamo andai, come farà ste femmine a educare i soffioi, ai, poveri noi che siamo andai. Guardele l'antespecchio, le fa le ballerine, le bluse senza maniche scoperte, le bustine, ai, poveri noi che siamo andai. Le bluse senza maniche scoperte, le bustine, ai, poveri noi che siamo andai. Dopo queste storie ascolti che ne altre poche, le mette sulle braghe come infantine cobbe, ai, poveri noi che siamo andai. Le mette sulle braghe come infantine cobbe, ai, poveri noi che siamo andai. Pago piuttosto subito 6 tasse al governo, ma non voglio essere martiri né andare all'inferno, ai, poveri noi che siamo andai.
ma non voglio essere martiri né andare all'inferno. Ai ai ai, poveri noi che siamo andati. Se gopeca sull'anima farò una penitenza, ma mi resto scapolo e vu porte pazienza. Ai ai ai, poveri noi che siamo andati. Ma mi resto scapolo e vu porte pazienza. Ai ai ai, poveri noi che siamo andati. Rostica! Ai ai ai, noi che noi non siamo andati, siamo andati. Va, fantastico. Poveri noi che siamo fermati. Qua, Roger e Marco, qua che finimo, mi vuoi ringraziare qua la Dilnet, provvedore di accesso a internet e tecnologia fibra ottica, la Migi Plus che fa rason balanziata, che fa rason con tutti i supplementi, ecco, per bestie belle e sane, la Baspan, il meglio stivale che sta in del Brasile, ecco, che siede a basso pancote, distribuidora di più di 10.000 items per tutto il Brasile, polivalente supermercato che tem un conceito del supermercato da famiglia di Santa Rosa e supermercato Vittoria qui di Serafina, sempre con promozione, ecco, entrega rancio, fa tutto quel che un grande mercato fa, in cui è una bifada cari da Dio. Abbiamo la vodka Raiska, vodka che fa le meglio caipirinhe. Ecco, Rede de Postos Buffon, Bastessi qua, Trucaloio qua, sempre che se ristorante, lancheria, loja di convenienza, siamo fermati in 2 non altri 3 là, Passo Fondo. Passo Fondo. Andiamo a mangiare. Acqua calda per il cimarrone. Ecco, acqua calda, attende bene, tanto bene, Rede de Postos Buffon, piano alimento, sono parcanga a pessi, con altissima qualità e alta conversione, guarda ciò. Priorità, pari can, priorità pari gatti, mic dog, mic cat. I gatti. Ecco. Mandare un saluto a Lusa, Sosenero là di Jair, che mi ha dato questa ragione qua, per portare qua, per mostrarvi a altri. Vi posso vedere il can che mi penso del pan. Del pan? Il pan. La cagna che porta via il pan. Stasera tu cambiavi i bifi senza il pan. Che situazione. Colpa che non ti misevati tutti insieme nicchia, cioè. Beata cagna. E la nuova colpa, che fame, che porta via. Queste cose che non ha spiegazione, vero Josiel? Grazie Josiel. A modello Penei de Bento, su Penei nuovi, non sta a incomodarti per disturbarti. Quando che ti scioppi i Penei via per i busi e 2 della mattina, vai là da modello Penei, metti su 4 Penei nuovi. E dopo c'è per quei che ti scioppa allugheli, per quei che vai volte sta fin tardi in casa. E recupera. Allora quando arriva a casa e mostra i Penei scioppai. 2, neto burche 2, e dice, ho scioppato 2 Penei, a donna crede, perché che mostri 2 Penei. E in 2 proprio i nostri Penei. Ma ultima volta mi andava a Santa Rosa là. Santa Rosa. Sarà che andai su Santa Rosa. Buono, anzi siamo drio a lugar 2 Penei, stiopai con 2 busi così, per cui che va in volta e torna tardi, che non sa cosa dire a donna. A modello Penei. Marasco. Voleva altri 2 también stasera. Fosse buono se torni a casa tardi, catemo fuori un. Sì. Mandare un saluto a famiglia. Mi pare che il tuo Penei qua del Marostica. Buon avanti saperla, ciò che era la storia di Grasciain. Resta siamo arrivati a casa alle 6 della mattina, ma con 2 Penei in mano, cada un con Penei in mano così, vara qua, allora abbiamo passato ilesi, senza problemi neanche a un. Mica fatto carino ancora quando siamo arrivati. Amor di Dio, ma caro mio, quanto non soffrivo in volta. Quanto e se non te me credi, lì che là, qui, sì, mi ha visto patire in mezzo alla strada. Vabbè, mandare un saluto a Camilo, a Esteban, alla Miriam, a Everton, a tutti delle logge Paludo, che ne 7 logge spaiai per tutti quanti i cantoni qua della nostra regione. Va bene? Va bene. Le città sguelto qua, sì, bem avanti para dar, né? Davi Canabaro, Assis Chateaubriand, Sarandi, Tapera, Brotas, Coronel Vivida, Tocantins, Estado Tocantins, Roca Salles,
Orizontina, Vargeão e anche te avete studiato là che mi delle volte parlo miei distretti, parlo sulle città, ma che c'è sempre un distretto che sempre commenta tanto le Santa Lúcia do Piauí. Lá em Caxias do Sul. Santa Lúcia do Piauí. Lá em Caxias do Sul e comenta sempre. Ma mi delle volte parlo mia qua. Piauí. Piauí. Fazenda Souza. Anca. Ma infine ora... São Chico de Paula. Risson lá, como é que é? Travessão, o quê? Desvio Risso. Desvio Risso. Ma quella è Caxias do Sul proprio. Caxias. Tasi su. Guarda, Tasi su, che te fenisso, Desvio Risso. Travessão Risson, par desvio Risso. La forchetta. No, e c'era Travessão Risson, dopo scambiava, vero? Tirai long, Desvio Risso. Forchetta. Forchetta. Allora tutti i distretti che sempre avete due che mi parlo mia delle volte, Allora Marechal Cândido Rondon. Che sei distretto dove? No, questo è una città. Una città. Il Marechal Cândido Rondon fa il bo intero. Fa il churrascon. Sì. Esatto, oggi è cultura, isso aí. Com churrasco de carne de vaca morta. Foz do Iguaçu, Rio das Antas, Araquá, Liberato Salzano, Erval Velho, Santa Catarina e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Gabete estudou lá na misura lá que tesere di Na misura? misura. No, è scritto là da Cordillera Alta, che è una gambiara. De Cordilheira Alta. Ecco. Se resta aderente a Cordilheira Bassa. Ecco. E ora siamo andati in cerca, mio e Marco, cose che non erano una Dove? gambiara. Te Google. Abbiamo ligato fino a Cleo Kuhn. Va bene se lui capisce del tempo, capisce di tutto. E abbiamo scoperto che una gambiara è una trappola. Italiano. Una gambiara è una trappola, allora che vengo bene che parlare. Ecco, Franco Saccardo, un struconasso a te, ecco. Va bene. A Saidera. A Saidera. A Saidera. No, Valti dopo a Saidera, con Valti là. L'ora che ne era accesa il prete qua a Battina. Che il prega con i bracci verti, sente che il prega. Tu in fondo t'accesa, sai ciucchi quando i varento t'accesa? E sta in fondo d'accesa. Sempre. Il ciucco va dentro e si pontera su. E quando che il prete il preghea, che il dia un silenzio, e il ciucco, che ciavada. Il prete parla il nostro, fermea, che ciavada che cosa fa. E allora si te con sta ciavada. Quando che lui il ciucco il parlea, ti accesa, quando fa silenzio, si ascolta da distante. Allora quando gli diceva, che ciavada, tutti vardea. Tutti vardendrio, così. Il lo vardea lui, ponte là. E il prete non vedeva ora, a pregare finire a messa, perché sennò già era di passare vergogna con questo ciucco. E il ciucco in fondo. Goditomi che è stata una grande una ciavada, ma una ciavada, tutti che vardea e vai. Finché il prete nomina su Cristo, nel nome del Padre e del Spirito Santo, va con Dio e fuori per porta. Tutti passano per ciucco e lo vardea lui. E avanti. E il prete neanche a tirare sola, battina, niente. Se manda dove? Andato dove? Arriva là. Meu irmão, querido, o que está acontecendo contigo? Por que falar esse palavrão? Que chavada! Aqui no meio das pessoas, todo mundo ficava olhando para ti, desconcentrou os fiéis, terminou com a minha missa. O que está acontecendo? Filho, te abre, eu estou aqui para te ajudar. E digo, padre, é o seguinte, padre, tá vendo? Eu sou polaco, né? Tá vendo? Eu sou polaco, eu sou loiro e a minha mulher é uma malemozona grande, bonitona, querida, simpática e tudo mais. Só que nós tivemos um filho, mas que bom, mas padre, nós tivemos um filho moreninho. E poi dice, che ciavada. Capisco sì, che è pratica. Non che ciavada. È di ultra mangioca. Di ultra mangioca. Ciao, struconasso. Ciao, stammi bene? Basta così? Basta. Chi che viene? Sile Divanildo Vanzin e Darcy Piola. Piola. E Caxias do Sul. Tocca pareggiare i garrafoni di vigna. Ma bien canoto. A tutti quanti un struconasso.
E allora? Ma Rostica, grazie per Marasca, l'invito a fosse te, buono. la tua Fosse buono famiglia, che ne tutta la fosse buoni qua per tutti i equipe. cantoni. Tutti buona gente. Fosse buono nel mio natural di Garibaldi, te che le dite Del dove sito? Sono natural di Soledade. Madonna, quelli di Soledade, tocca attendersi, mia vera. Ah, i briga fingo il tocco. Termino fa con vai col tocco. Com'è che estão as coisas aí? Estamos peleando no toco da espada, mas vamos embora. no toco. Muito Eu bem. sou natural de Soledade. Sou nascido lá do município de Soledade. E com quanti anni si tu visto qua? Sono visto con 15-16 anni. Piccenin ancora, piccino. fatto la vita qua. Valmor, grazie che si veniste. Grazie a Vado un Walter po' di tutti. torneo, abbiamo tanti assunti e tante sonate. Femo qua adesso. Femo picchia e picchia. 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 Mais sonada qua del nostro filò italiano. Gente buona che stai con Dio e noi andremo dopo a casa con Dio. Tutti quanti, grazie, fino alla prossima opportunità. Ma Rostica. Noi che avevamo un ditado, se vedaremo, noi tre insieme lo diremo. Se E allora, vedaremo. se vedaremo, così, ciao, salute! Picchia la porticella e la mia bella la me vieni a aprire. Picchia la porticella e la mia bella la me vieni a aprire. Con la mano apri la porta e con la bocca la me dà un bacino. E con la mano apri la porta e con la bocca la me dà un bacino. L'è stato forte che la sua mamma la loca sentì, e quel bacino è stato forte che la sua mamma la loca sentì. Cosa hai fatto, figliola mia, che tutto il mondo parla mal di te? Cosa hai fatto, figliola mia, che tutto il mondo parla mal di te? Da se chi parla, da se chi dica, io voglio amare chi mi ama a me. Da sa chi parla, da sa chi dica, io voglio amare chi mi ama a me. Giovinotto che l'ha scoperto la prigione per me. Io voglio amare quel giovinotto che l'ha scoperto la prigione per me. Le fredde scura, mi fa paura, la mi fa morire la prigione. Le fredde scura, mi fa paura, la mi fa morire.
le 7 mesi e 7 giorni di prigione per me, le 7 anni, le 7 mesi e 7 giorni di prigione per me, e 7 giorni di prigione per me. Grazie a tutti, grazie Marostica, grazie Posebon. E grazie Marosca. Steme con Dio. Salute a tutta l'equipe del Marostica. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.